giovedì 22 maggio dovremo sentire il profumo delle rose, il tepore del sole, pare essere in autunno inoltrato e soprattutto tanta acqua, tanta pioggia, si sta allagando un po' dappertutto, è una situazione veramente di allerta, come avevano previsto un'allerta gialla anche nel nostro territorio. Perciò io ringrazio e saluto i miei ospiti che ho in collegamento, abbiamo anche Patrick Antonello, comandante della Polizia Locale di Treviso. Grazie comandante, veramente grazie di essere qui con noi per dare anche dei suggerimenti, per cercare anche di tranquillizzare, perché noi prendiamo paura di tutto ormai, perciò queste persone riusciranno anche a dirci come comportarci, cosa fare, dobbiamo stare attenti, perché anche questa mattina, comandante Antonello, ne ho visto di tutti i colori, nonostante non si vedesse un centimetro, qui si corre all'impazzata, i fanali spenti, capite bene che non è né colpa della polizia municipale né delle leggi, siamo noi, qualcuno di noi che è fuori, però ne basta che ne incontriamo un deficiente, lo dico proprio con questa parola, per rovinare la vita di qualcuno di noi. E saluto anche un altro ospite graditissimo che è Marco Zecchinel, presidente Confappi Venezia. Buongiorno presidente, grazie anche a lei di essere qui con noi questa mattina, anche lui ci racconterà della situazione anche che stanno vivendo queste aziende, queste piccole medie attività, la fatica che stanno per essere veramente all'altezza della situazione non facile. Guardate, io ieri ero al Banco Solidale, non ve la racconto, in 4 per mandare via i chili, i numeri, i nomi, il totale delle famiglie. Ma avete capito che fanno i controlli dove non servirebbero, perché siamo già controllati abbastanza, invece di andare a fare i controlli veramente dove servirebbero? Ma vi rendete conto chi stanno controllando? Le associazioni di volontariato, guai a sbagliare un numero. Vabbè, e noi andiamo avanti, la politica passerà ma il volontariato rimarrà. Allora comandante Antonello, cosa ci racconta? Giornata da ladri, giorni da ladri, settimana, mese da ladri, per non dir poco. Ecco, com'è la situazione questa mattina e cosa ci vuole raccontare? Spettatori, ma direi oggi è una giornata sostanzialmente come le altre dal punto di vista meteorologico. Ci siamo svegliati con la pioggia, ma devo dire che non ci sono stati contraccolpi di nessun tipo e quindi stiamo comunque sorvegliando e monitorando le situazioni. La previsione direbbe anche un leggero miglioramento oltre allo scarico d'acqua che c'è stato questa mattina, per cui non prevediamo criticità particolari. Prego. Per quanto mi riguarda, io sono aperto alle sue domande e ai suoi interventi. Allora, comandante, un intervento che le chiedo di fare è di pregare quelle persone che anche questa mattina, nonostante il semaforo rosso nei sottopassaggi, tranquillamente passavano e vedevi l'acqua che era un fiume. Persone che non accendono i fanali, si mettono alla guida in una maniera superficiale che fa raccapricciare la pelle. Cosa vuole dire? Cosa dobbiamo fare per far capire che la macchina è un'arma micidiale? Prego, comandante. E non solo la macchina. Su questo mi sento di dire che ne va più in generale del principio del rispetto delle norme. Le norme ovviamente non sono messe a caso per quanto mi riguarda nell'ambito specifico del codice della strada, per cui qualsiasi ambito normalmente conoscibile dagli utenti, dall'utente medio, dovrebbe far sì che quell'utente conosca quindi le norme e si sappia regolare. Un semaforo rosso, come ha detto lei, corrisponde a una chiara indicazione di ciò che si può o non si può fare. E chiaramente oltrepassare il semaforo rosso vuol dire rischiare. La luce non si accende per caso e questo non è solo riguardo un sottopasso, ma anche alle intersezioni semaforiche, dove addirittura si può rischiare grosso perché se si va ad avere incidenti con altri veicoli è possibile pure farsi male, a volte anche molto male, quindi sicuramente il principio del rispetto delle norme basilari del codice della strada fa sì che sia un principio di sicurezza estesa a tutti. Poi ci sono
alcuni utenti che preferiscono non rispettarle e correre quindi dei rischi e farli correre agli altri. Per questo ci siamo noi che siamo impegnati quotidianamente sul territorio a monitorare e a vigilare. E Un'altra quindi cosa mi sento di dire importante. che la nostra presenza nell'ambito diciamo, di quelli che sono i servizi di polizia stradale e per garantire la sicurezza stradale sono diciamo forse il principale servizio su cui noi siamo coinvolti. Comandante, bisogna che stiamo attenti perché c'è un ritorno, se no non riusciamo a collegarci e a interloquire tra di noi. Allora, comandante, cos'è che la preoccupa di più? La superficialità, l'alta velocità, il menefreghismo delle regole stradali, la segnaletica? Perché qui si corre come pazzi veramente, è una cosa inaudita, comandante. Le macchine che corrono sempre più forti, anche quelle piccoline, che non è che devi per forza avere un SUV, e soprattutto biciclette, monopattini, cioè ognuno esce di casa e si fa le proprie regole. Cos'è che la preoccupa di più, comandante, voi che vedete, che avete la situazione giornalmente in mano? Ma diciamo che come preoccupazioni noi ci occupiamo effettivamente, occupandoci dei controlli, abbiamo a che fare anche con i problemi che nascono poi dalle persone, causati dalle persone che non le hanno rispettate le regole. E, diciamo che è forse a volte la scarsa informazione che traspare parlando con alcuni utenti. Talvolta sembra che possono essere scesi dalla luna e non concepissero che certe regole basilari ci fossero, e quindi banalmente una precedenza piuttosto che il rispetto di un limite di velocità o di una condizione in cui sicuramente vale la pena moderare la velocità e non lo fanno. Sono questioni appunto di regole base, no? Quindi non voglio dire regole civiche perché non lo sono, ma siamo a un livello un pochettino più alto, nel senso che ognuno che conduce dei veicoli, a parte le biciclette e i monopattini, però sostanzialmente sono titolati a farlo, perché chi guida un'autovettura o un motoveicolo deve avere un titolo, la patente di guida in tasca, quindi deve essersi preparato per condurli. Però spesso ci sono persone che pare non abbiano proprio la minima conoscenza delle regole, e questo effettivamente a volte è un po' preoccupante. Molto chiaro, comandante, la ringrazio. Andiamo adesso a salutare anche il presidente della Confappi, che ringrazio anche lui di essere qui, Marco Zecchinel. Invece sentiamo cosa preoccupa il presidente Zecchinel di queste piccole attività che veramente ce la stanno mettendo tutta per cercare di riuscire a stare a galla, dico io, perché non è semplice, non è facile, anche molta burocrazia, tante tasse, introiti anche pochi. Prego, presidente. Devi accendere il microfono, presidente? Non la sento, presidente. Allora, sentiamo la telefonata intanto che mi mettono a posto il collegamento. Abbiamo Rinaldo da Venezia. Vai, Rinaldo. Io ho acceso il microfono. Adesso la sento, prima non la sentivo, comandante, proprio sì, zero, bene. adesso sì. Allora, sentiamo sì. la telefonata così liberiamo il centralino, poi veniamo da lei, presidente. Fantastico. Vai, Rinaldo, prego. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Al capo di Gigi le dico solo che purtroppo fare macchine, fare moto, fa tutta quella gente che corre. Non avevo il casco, avevo il cervello. Quando ti monti in macchina, bisogna che ha tutti i problemi, ti mettono l'attenzione nella strada, si può mettere mia e Gigi, che freno cambia, l'unica parte che ti può toccare è sui soldi, aumentare le multe, chi che fa robe gravi, calare la patente, non per un mese, 2 mesi, ma 10 anni. Per chi altri, come esempio, sta attenti, bisogna dargli delle pene certe. No, è la multa che dopo ci da fare. Chi che sbaglia paga, perché in strada che sia la vita di tutti, e chi che
in colpa agli altri, no? E non mi pare che sia giusto. Dopo i vigili fuori i facciano tipo la calori, no? Se, non so quanti chi sia, ce ne vedi pochi per strade, perché adesso c'è tutto elettrico, gli insegnanti, e cosa si ferma le mani, ma la gente bisogna che si metta in testa del correre piano, di andare via con Bravo Rinaldo, grazie, devo correre perché come hai capito se no non ce la faccio. Comunque sei stato chiaro anche questa mattina, ognuno di noi deve capire che deve andare più piano, ecco, fermarsi anche qualche volta e rallentare. Allora Presidente Zecchinelli, non so se ha sentito la mia domanda che è quella cosa che la preoccupa. L'ho sentita molto bene, è che la giornata è difficile con i collegamenti, quindi è comprensibile. Mi sentite bene, no? Sì, adesso sì Presidente, grazie. Grazie Mirella. Allora no, mi chiedevi la situazione. Intanto partiamo dalla situazione attuale, cioè con la giornata di oggi diciamo l'estate non comincia e quindi anche per il turismo la prospettiva non è delle migliori. Teniamo presente che la nostra regione è una regione fortemente turistica, è la prima regione turistica d'Italia, lo dice sempre il Presidente regionale Zaia, sono 70 milioni di turisti e l'economia non gira solo intorno alle attività direttamente turistiche, alberghi, ristoranti e quant'altro, ma c'è tutto un indotto che è legato al turismo. Ovviamente giornate come queste, settimane come queste non ci stanno assolutamente favorendo. In un quadro industriale che attualmente è insomma, diciamo, non dei migliori. Già il 2024 aveva registrato, ed è il segnale che per noi più importante come associazione di categoria, già il 2024 aveva registrato un considerevole aumento delle ore di cassa integrazione, eravamo arrivati a 36 milioni. Adesso in Regione ci sono 2 tavoli importanti aperti di crisi sull'automotive e sul tessile ed è immaginabile che questi dati, pur non avendo i dati della cassa integrazione di questi primi 4 mesi, ma sostanzialmente è legittimo pensare un incremento. E quindi questa cosa poi, Mirella, impatta anche sul piano sociale, quindi anche le notazioni che fai sempre tu, che sono importantissime, allo straordinario lavoro dell'Emporio Solidale, lavoro dei volontari, ma che giorno per giorno diventa sempre più difficile in un contesto in cui abbiamo ormai 27 mesi di recessione della produzione industriale. Guardi Presidente, io sono veramente preoccupata perché mi sono messa proprio ieri con i volontari che stavamo appunto cercando di adempiere a questi numerosi impegni molto onerosi che abbiamo, di quello che in questo momento prova un piccolo commerciante, un piccolo artigiano che non ha magari le capacità per essere sempre aggiornato nella maniera giusta e nel modo giusto, anche perché poi sono decisioni che deve prendere lui, cioè tu puoi preparare tutto, ma è lui che poi deve decidere. Siamo sicuri, Presidente Zecchinelli, che abbiamo qui, specialmente nel nostro territorio, persone all'altezza se non sono coadiuvate da un gruppo, non da uno, da un gruppo di persone che lo sostengono burocraticamente? Guarda, Mirella, tocchi un tema secondo me molto importante sul quale non c'è nessun tipo di analisi. Allora, noi abbiamo una situazione molto particolare nel lavoro in Italia, insomma, una situazione relativa a bassi stipendi che non crescono e le motivazioni sono molto complesse. E quindi ci troviamo di fronte a dei lavoratori che sono definiti poor worker, cioè persone che pur avendo un lavoro non riescono a sostenere in primo luogo se stessi ma anche la famiglia. A questo io aggiungerei, e non se ne parla, tanti piccoli imprenditori che sono in difficoltà economica. Ed è una tematica che, ripeto, non viene considerata e invece è un fatto sempre più attuale, perché il commercio di prossimità, quindi le cosiddette piccole botteghe, è un commercio che purtroppo sta scomparendo
In passato aveva la forte concorrenza della gestione della GDO, insomma, quindi della grande distribuzione. Oggi si trova di fronte alla concorrenza dell'internet, no? Per capirci, che ovviamente prevede grandissime società che hanno delle economie di scala che un piccolo negozio non riesce ad avere. E quindi noi come associazione ci troviamo anche ad incrociare, cosa assolutamente senza precedente, anche piccoli imprenditori che sostanzialmente vanno in difficoltà economiche e incredibilmente sfiorano la soglia di povertà. Una Avete circostanza capito? totalmente nuova. Abbiamo Nadia, vai Nadia, ciao. Ciao Nadia, Mirella, e buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, volevo chiedere al comandante. Allora, l'altro giorno ero in via Postumia, da Treviso mi recavo verso Lanzago. Una signora in bicicletta pedalata assistita, e era sulla strada, ma in quel tratto da Fiera a Lanzago c'è la pista ciclabile. Io mi sono accostata perché ha formato una coda, nessuno riusciva a sorpassarla. Quando sono arrivata all'altezza sua, ho abbassato il finestrino e le ho detto: signora, c'è la pista ciclabile? E mi ha detto: vai deficiente, mi ha detto. Ma allora queste cose non dovrebbero succedere. Se succedeva qualcosa, cosa si poteva fare? Ha sempre torto la macchina dopo. Grazie, arrivederci e buona giornata. Brava Nadia, un grande abbraccio, sei sempre una guerriera, mi raccomando continua così. Prego comandante. Ma direi che è proprio un esempio quello che ha fatto la signora un attimo fa, che si ricollega a quello che dicevamo prima, cioè alla conoscenza delle norme basilari. Dove c'è una pista ciclabile è evidente che deve essere usata proprio per agevolare. Comandante. Mi sente? Sì, è obbligatorio correre se c'è la pista ciclabile? È obbligatorio correre se c'è la pista ciclabile, certo. Il comandante è stato chiaro. Guardi che regna ancora una confusione pazzesca. Se c'è la pista ciclabile è obbligatorio correre nella pista ciclabile. Anche perché questo serve proprio a garantire una maggior sicurezza nella circolazione stradale, sia ai ciclisti ovviamente che agli altri veicoli che impegnano normalmente la carreggiata. In Quindi questo caso, se la Nadia chiamava comandante... Se in questo caso, se la Nadia chiamava voi, ecco, sareste riusciti a uscire, si può fare qualcosa, oppure ci teniamo questa parola e ce la incartiamo e ce la portiamo a casa? Ma io direi che è fondamentale la conoscenza, quindi quello che ci stiamo dicendo, immaginare di poter chiamare la polizia locale per una situazione del genere, capiamo tutti che è una situazione estemporanea che cambia nell'istante stesso, immediatamente dopo, quindi è praticamente impossibile riuscire ad intervenire puntualmente con riferimento alla chiamata. È vero che in molte altre situazioni siamo presenti, essendo presenti sul territorio, certe cose le vediamo per come sono, per come nascono e si concretizzano, quindi siamo noi per primi ad intervenire. Qualora fossimo stati sul posto, evidentemente saremmo stati i primi a consigliare di mettersi immediatamente al riparo usando la pista ciclabile, cosa che facciamo spesso. È chiaro però che la telefonata in questo caso non porterebbe il risultato auspicato dalla signora, cioè non è che possiamo comparire immediatamente dopo la telefonata. Qualche minuto a volte può servire per raggiungere determinati posti e quindi è immaginabile che non si arrivi puntualmente nel momento preciso in cui quell'incrocio poco agevole tra due veicoli possa essersi verificato. Allora, capite bene quello che ha detto, io gliel'ho fatto dire e penso dire più chiaro di così non si può, che bisogna chiamare le forze nell'ordine nel momento che sei sicuro che c'è un problema molto serio, grave, oppure che hai un sospetto, perché loro sono là apposta, però capite
che sono pochi, hanno tantissimi problemi, non riescono a essere dappertutto, perciò cerchiamo di aiutarci a vicenda. Sai Nadia, se io fossi stata in te avrei messo la macchina di traverso, l'avrei bloccata e gli avrei detto adesso tu vai nella pista ciclabile, perché sennò io chiamo veramente le forze dell'ordine, anche se magari non le chiami, perché quando sentono che chiami le forze dell'ordine, indipendentemente da chi chiamini, sai, cominciano ad avere qualche problema, perché gli dice anche se non ti fermi adesso sarai fermata più avanti, perciò bisogna agire così, non bisogna girarsi dall'altra parte, bisogna aiutare queste forze dell'ordine mettendoci anche la faccia, come fa la Mirella, fa Nadia e fanno anche tantissimi cittadini, perché voi sentite sempre il Minovo combattere, no, ci sono cittadini invece e veramente anche questi comitati che sono nati per la sicurezza dei quartieri lo dimostrano, che invece ci mettono la faccia anche per mettere in sicurezza gli altri. Abbiamo Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella, a lei e agli ospiti. Senta, le volevo appunto citare quello che sta dicendo adesso in questo momento sulla sicurezza stradale. Sappiamo che le forze dell'ordine sono poche, sappiamo che anche la polizia municipale chiaramente è in difficoltà, sappiamo tutte queste cose. Ora io mi domando, siccome che lo Stato italiano è l'unico Stato europeo e anche di più che fa entrare immigrazione selvaggiamente, perché questo succede? Perché sanno che questi ragazzi, questi signori, quelli che sono, sanno che a loro non gli vengono fatto nulla. Chi è che ci rimette? Gli abitanti. A me è successo una analoga, ero assieme a una signora un po' più anziana di me, con le sue patologie come le mie, ok? Ho dovuto scansarla, buttarmela addosso, perché questi due ragazzi erano di colore, insomma non so di cosa fosse, o marocchini o nordafricani, la stavano prendendo in piedi, senza casco, senza rispettare, in corso del popolo corrono nelle zone pedonali, nell'Andrea Costa fanno le corse. Io ho parlato più volte con le forze della polizia municipale, che sono carinissime, eccetera. Ma non c'è niente da fare, non c'è niente da fare. Grazie Lorenza, vado avanti, sei stata chiara anche tu, poi sentiremo le risposte, però io adesso vorrei vedere anche il servizio della Confapi che riguarda i giovani, poi parleremo ancora di sicurezza stradale perché abbiamo invitato il comandante, non a caso è quello che stanno facendo, che hanno fatto tantissimo. Andiamo a sentire. Appindustria Servizi SRL, ente di formazione di Confapi Venezia, presenta oggi un'esperienza laboratoriale realizzata all'interno del progetto Esplora Te, illumina il tuo talento, guida la tua indipendenza, un'iniziativa finanziata a Fondo Sociale Europeo che vede le imprese attivarsi nei confronti del territorio rivolta ai giovani. I risultati del progetto, nato per contrastare la dispersione scolastica e l'inattività giovanile, sono stati presentati a Portogruaro. Coinvolti 130 ragazzi e ragazze della città metropolitana. Un progetto che mi sembra sia rivolto dalle piccole imprese nei confronti dei giovani e credo che sia un momento molto importante, un momento nel quale gran parte della gioventù, una parte della gioventù presenta delle criticità. Ecco, progetti come questi sono forse una delle risposte migliori. Orientamento, laboratori formativi e tirocini in azienda per favorire l'aggregazione e rafforzare competenze e capacità personali e sociali. L'obiettivo è quello di fortificare le politiche attive del lavoro e garantire la sostenibilità delle azioni previste. Il progetto infatti ha coinvolto imprese, enti e stakeholder locali. Stiamo assistendo veramente a un periodo particolare in cui i giovani sono in crisi, credo, la fascia adolescenziale, in crisi di prospettive, di educazione, di cultura, di lavoro e spero che insieme tutta la comunità del nostro territorio li possa veramente aiutare ad uscire da questa palude che sembra li stia attanagliando. Quindi i progetti, il lavoro è sicuramente uno di questi. Allora Presidente, intanto la ringrazio per questo bellissimo progetto che state portando avanti per cercare
di riuscire a tirar fuori questa creatività che hanno i nostri giovani. Io sono molto ottimista, anche ieri avevo una classe del liceo San Marco di Mestre che si occupano di meccanica, hanno vinto un progetto fantastico, un festival fantastico, sono arrivati i primi, ma se Mirella non li fa vedere, non li fa vedere nessuno, forse troppo poco, perché bisogna anche premiarli questi talenti, bisogna valorizzarli. Complimenti Presidente, prego. Grazie. Allora, lunedì abbiamo fatto all'M9 uno spettacolo nell'ambito di questo progetto che ha avuto un successo straordinario. Non ti nego che insomma mi sono commosso, perché in questo tipo di progetto abbiamo coinvolto ragazzi giovani e anche ragazze, madri che sono assistiti dai vari centri, anche quelli che danno rifugio nei casi di violenza. E quindi queste persone tecnicamente si identificano col termine NEET, che cioè sono giovani che non studiano, non lavorano ed hanno un'età compresa sostanzialmente tra i 15 e i 29 anni. E quindi in Veneto se ne stimano addirittura, i dati di Veneto Lavoro parlano di 50.000 persone che sono giovani in questa condizione. L'obiettivo di questo progetto è quello di riattivare i loro talenti, favorire la loro espressione, per levarli fuori da questa situazione di galleggiamento, no? E perché lo facciamo come imprese, visto che non siamo un'associazione di volontariato? Lo facciamo come imprese perché il principio è questo: da qui al 2030 mancheranno in Veneto 180.000 lavoratori. E quindi quello che dobbiamo fare è cercare di riattivare il lavoro femminile e quello dei giovani. Questo è un aspetto indispensabile per il futuro della nostra regione, ma più in generale dell'Italia. E quindi questo tipo di attività si inserisce in questo contesto. Non ti nego, insomma, tu hai esperienze con l'Emporio Solidale, queste cose le conosci bene, io sono meno pratico, però effettivamente quando riesci, come siamo riusciti noi con questo progetto, a cambiare la vita delle persone, è una cosa che ti restituisce un'emozione veramente, veramente straordinaria. Infatti noi siamo già in raccordo con la Regione Veneto anche per il 2025-26. Riattiveremo tutta una serie di progettualità di questo tipo, perché sono state un vero clamoroso successo. Tra l'altro tutti i ragazzi che sono inseriti in questo progetto poi vanno in tirocinio presso aziende partner. Abbiamo oramai una ventina di aziende partner disponibili a dare un'opportunità a questi ragazzi che fino a ieri opportunità non ne avevano, ma non sentivano di averne diritto. Andiamo a vedere adesso, parliamo di sicurezza, questa zona rossa, col direttore generale dell'US 2 di Treviso, il dottor Francesco Benazzi, perché anche l'US sta scendendo in campo in prima linea. Andiamo a vedere. Sì. All'esito dei controlli delle attività svolte in questi mesi ho deciso per l'applicazione della zona rossa, quindi l'adozione dell'ordinanza a decorrere dal 26 maggio per una durata di 40 giorni. Si colora di rosso il quadrante di Via Roma a ridosso della stazione, l'annuncio a margine del Comitato Ordine Pubblico e Sicurezza, con lo stesso prefetto di Treviso, Angelo Sidoti, a comunicare tempistiche e modalità di una misura attesa quanto discussa. Questo strumento consiste nella possibilità di allontanare tramite un ordine le persone che abbiano commesso determinati reati, abbiano, diciamo semplicisticamente, la fedina penale sporca per determinati reati contro il patrimonio o in materia di stupefacenti, e che abbiano un atteggiamento, comportamenti aggressivi, molesti, pericolosi per la sicurezza pubblica. Da lunedì 26 maggio e per 40 giorni, quindi, Treviso testerà la sua prima zona rossa, limitata a un'area di circa 1 chilometro quadrato. La mappa è dettagliata.
Sarà circoscritta nelle zone delle infrastrutture ferroviarie e dei quartieri adiacenti, perché sono le zone di maggior degrado sociale, per cui Piazzale Duca d'Aosta, Viale Alcide De Gasperi, Via Lungosile Mattei, Riviera Santa Margherita, Via Reggimento Italia Libera, Via Fratelli Bandiera, lato Porta Altinia. Nell'area vengono ricomprese Largo di Porta Altinia, Via Roma, Via Orioli, Via Tommaso da Modena, Via Girolamo da Treviso, Via Giustinian Recanati, Via Pietro di Dante e Via Dandolo. Quanto a possibili misure analoghe per altre aree in città e in provincia, il prefetto è chiaro, non si esclude nulla, ma servono dati oggettivi. Non è che mi alzo la mattina e firmo un provvedimento. Il provvedimento prevede un'istruttoria, dei tempi, delle analisi, dei dati. Io non escludo nulla, ma al momento, prima di prevedere qualunque altro strumento, bisogna che si faccia un'analisi seria come è stata fatta per il resto. Attivate forme di collaborazione con i commercianti, nei prossimi giorni si presenterà anche un progetto congiunto con l'ULSS 2 sulla prevenzione della violenza giovanile. Avremo un ulteriore strumento per garantire la sicurezza di tutti. Allora, non ho sentito il dottor Benazzi, vedremo un altro servizio. Quello che vorrei capire, comandante Antonello, che spieghiamo cosa vuol dire zona rossa, perché qua tutti parlano, ma poi alla fine la gente a casa dice cosa comporta la zona rossa. Ecco, poi bisogna anche spiegare le cose, e ringrazio anche Sua Eccellenza il prefetto di Treviso, dottor Angelo Sidotti, per iniziare anche a capire che qualcuno deve pure iniziare a fare qualcosa, perché non ne andiamo fuori altrimenti, e non è vero, come io lo dico tutte le mattine, che la mia città non è sicura. Ci sono dei gruppi che vanno monitorati, che vanno attenzionati, ma dire che Treviso non è sicura ne passa, e lo dice una che gira. Perciò vorrei sentire anche cosa ne dice il comandante Antonello. Prego, comandante. Allora, agganciandomi a quello che hanno detto già le autorità, il signor prefetto e il questore come autorità di pubblica sicurezza entrambi, effettivamente l'ordinanza adottata dal signor prefetto prevede per 40 giorni che in un'area che abbiamo già sentito durante il servizio, definita geograficamente durante il servizio, qualora si trovassero delle persone che avranno atteggiamenti particolarmente aggressivi, socialmente pericolosi sostanzialmente, e questi contemporaneamente abbiano già delle situazioni per le quali sono stati segnalati all'autorità giudiziaria, basta anche quindi una semplice segnalazione all'autorità giudiziaria, possono essere i soggetti ai quali verrà ordinato di allontanarsi dalla zona prevista per tutta la durata e per tutta la validità, il periodo di validità dell'ordinanza del prefetto. Quindi uno strumento in più che gli organi di polizia avranno a disposizione per in qualche modo essere ancora più efficaci nella gestione di determinate situazioni, di determinati soggetti all'interno di quest'area. Qualcuno diceva, comandante, ma tanto poi si spostano da un'altra parte, non si risolve il problema, ma intanto si inizia a far capire che sono delle zone dove tu sei attenzionato, o sbaglio, comandante? È una zona, allora diciamo che lo spostamento delle persone è assolutamente un principio costituzionale che nessuno può mettere in discussione, quindi ci mancherebbe altro che noi andassimo in qualche modo a limitarlo. La legge però in contemporanea, come lo prevede la Costituzione stessa, può prevedere attraverso gli strumenti legislativi anche misure di questo tipo. Ecco perché l'estensione stessa dell'area definita da Sua Eccellenza il Prefetto è quella che abbiamo sentito, e non può essere necessariamente, per esempio, tutta la città di Treviso, perché sennò in qualche modo si andrebbe a limitare la libertà
delle persone di potersi spostare libremente all'interno del territorio. Su questa area particolarmente diciamo sensibile, anche per l'afflusso evidentemente di persone che ci transitano, che la vivono. Ricordiamoci che la zona in cui insiste la stazione ferroviaria e anche la stazione delle autocorriere, quindi dei bus di linea, e quindi il flusso di persone e la frequenza di persone è molto alta, ed è bene giustamente che abbia un'attenzione particolare da parte nostra come organi di polizia. Ecco, infatti Lorenza da Mestre voleva parlare proprio di sicurezza stradale, perché la sicurezza stradale vuol dire anche sicurezza del cittadino, ma purtroppo non è colpa delle forze dell'ordine, è colpa nostra, perché anche noi dobbiamo iniziare a parlare e fare, soprattutto mettere in atto quella che è la sicurezza stradale, quella vera, non quella che ci facciamo noi perché pensiamo di fare così e di farci le nostre regole, e vedrete che saremo tutti più sicuri. Pubblicità. Maggioranza che, possiamo dirlo, non esiste più. Il litigio è continuo, è su tutto. Se il sindaco non vuole la zona rossa, Fratelli d'Italia ne chiede una. Se il sindaco accetta una zona rossa, Fratelli d'Italia ne chiede due. Non sappiamo più come verranno governati fenomeni complessi di cui si sta facendo solo una mera propaganda e una mera battaglia politica. Attorno alla zona rossa di Via Roma l'umore interno alla maggioranza è nero, soprattutto dopo la stoccata di Mario Conte agli alleati di Fratelli d'Italia. Inutile perdere tempo chiedendo altre zone rosse, la frase pronunciata dal sindaco in prefettura con riferimento alle richieste già avanzate dagli esponenti di Fratelli d'Italia relative a Via Collalto e a Santabona. Meloniani, che in queste ore preferiscono non commentare l'uscita del primo cittadino, accolta però con malcelato fastidio. L'opposizione si insinua tra quelle che appaiono delle crepe. Quanto alla sostanza, il tema sicurezza resta, anzi si sposta. Io penso che appunto la zona rossa sia un palliativo che non servirebbe, che concentrerà in quella zona tutte le forze dell'ordine, che sguarnirà le altre aree dalle forze dell'ordine e che sposterà il problema e non lo risolverà. Intanto c'è attesa per lunedì, quando il quadrante a ridosso della stazione si tingerà di rosso, con controlli rafforzati e procedure semplificate per chi sgarra. Tra i cittadini la misura sembra al momento attesa. La rossa è giusta, ci sono tante cose che non vanno bene qua a Treviso, che vanno aggiustate. Anche il fatto di spacciare qua, soprattutto qua i tunisini, i marocchini, stanno esagerando qua. È sicuramente monitorato, visto che il traffico che c'è davanti alle stazioni in generale, non solo a Treviso, è sempre un po' da tenere d'occhio, ecco. È una cosa buona, almeno così ci sta meno criminalità in giro per Treviso. La signora Aura, di origini filippine, vive in città da quasi 40 anni. Per me è giusto, non è male. È più positivo che negativo. Servono più controlli in questo? Così. Vedi, senza controllo mi fa paura camminare qualche volta. Pronta a scendere in campo anche l'ULSS 2, imminente la presentazione di un progetto contro bullismo e disagio giovanile, nel quale ci saranno anche gli educatori di strada. Stiamo lavorando, presenteremo con Sua Eccellenza il Prefetto il progetto che sarà, noi ci auguriamo, un progetto che possa aiutare ovviamente a far ritornare, come dire, questi ragazzi su un binario di educazione civica. Allora, come avete sentito, c'è anche il buonsenso da parte anche dei cittadini. Le zone vicino alle stazioni vanno monitorate, vanno attenzionate, perché sappiamo come funziona. Sentite quando sentite le interviste, soprattutto questa presa di posizione anche dell'ULSS 2 col direttore Benazzi, sempre sensibile ai temi che riguardano, ecco, la salute, la sicurezza, ecco, scendendo in campo appunto con questi educatori. Cosa ne pensa comandante Antonello? Tante forze stanno cercando di mettersi assieme per darvi una mano. Prego.
Ecco, io credo che appunto per gestire fenomeni complessi come quelli di cui stiamo parlando sia davvero molto importante riuscire a collaborare in sinergia, in maniera multisettoriale, quindi non solo operatori di polizia sul campo che certamente si occupano di sicurezza, ma proprio il progetto di cui ho sentito poco fa, di cui è stato annunciato la pronta attivazione da parte del direttore Benazzi, evidentemente grazie anche appunto al coordinamento di sua eccellenza prefetto, evidentemente sono proprio sistemi di integrazione multilivello e multisettoriale che evidentemente possono soltanto accendere meccanismi virtuosi che vanno proprio nella direzione che è quella che auspichiamo tutti, cioè di un miglioramento della situazione o comunque della possibilità di gestire con strumenti innovativi determinate situazioni che si possono aderire a parlare. Senta, comandante Antonello, molti dicono bisogna che iniziamo anche a parlare con queste famiglie, con questi genitori, perché certi genitori non ci sono proprio. Ma quando voi cercate di far capire a queste famiglie, a questi genitori soprattutto l'importanza di essere autorevoli, di far capire che le regole vanno rispettate, perché è là che parte il tutto. Ecco, cosa vede, cosa sente? C'è una mancanza anche qua di rispetto verso anche questi genitori, verso le istituzioni, verso la società, perché se tu lasci che tuo figlio esca col coltello, sai bene o male che a una certa ora è molto pericoloso. Io fra poco termineranno le scuole e io vedo ragazzini di 13-14 anni in giro tranquillamente a mezzanotte e all'una senza nessun problema, e soprattutto il problema della droga e dell'alcol. Prego, comandante. La famiglia è indubbiamente il nucleo primario per quanto riguarda l'educazione di una persona, quindi l'educazione la si acquisisce già dai primissimi anni di età e la si acquisisce fondamentalmente grazie appunto all'apporto della famiglia che si ha alle spalle. È un tema effettivamente dal punto di vista sociale delicato, ritengo, e la presenza o comunque diciamo la presenza di alcuni nuclei familiari che hanno difficoltà o che comunque sono in qualche modo non solidi comporta inevitabilmente anche problemi di tipo educativo, e quindi io ritengo che immaginare che siano soltanto le istituzioni ad avere il compito di educare i ragazzi non sia la visione corretta. Nasce tutto dalla famiglia, quindi dal nucleo primario di educativo. Certamente le istituzioni hanno un ruolo importante, per esempio l'istituzione scolastica, le scuole, certamente passa anche attraverso di loro, ma non solo. Quindi ritengo che la famiglia abbia un ruolo fondamentale e parlando appunto di ciò che si può fare bisogna evidentemente intercettare quelle che possono essere situazioni più critiche per riuscire in qualche modo a mettere un correttivo possibilmente fin da subito, cosa che mi rendo conto mentre lo sto dicendo non è semplicissima. Purtroppo è proprio così, speriamo che un po' alla volta riusciamo a educare anche questi genitori, perché poi le conseguenze le paghiamo tutti, anche gli atti di vandalismo poi li paga la comunità, e perciò qualcuno deve ascoltare, deve mettersi in prima linea come genitore. Andiamo a vedere adesso Confapi, sicurezza e lavoro, parliamo sempre di sicurezza, andiamo a sentire, a vedere, poi commentiamo. Sono trascorsi 2 anni dalla tragica scomparsa di Giuliano De Seta, lo studente 18enne di Ceggia, morto durante il suo 5° giorno di stage in un'azienda di una venta di Piave, città in cui nei giorni scorsi si è tenuta anche in suo ricordo una giornata di formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro. Venezia preoccupa, è nella zona gialla rispetto al Veneto, che nel complesso invece è in zona bianca, con un'incidenza di mortalità inferiore alla media nazionale. La provincia di Venezia purtroppo rappresenta un'accezione negativa, con 13,3 morti per milione di occupati.
dato che la pone al primo posto della triste classifica di incidenza di mortalità in regione. A dirlo l'indagine dell'Osservatorio Sicurezza sul Lavoro e Ambiente Vega di Mestre sul primo semestre 2024 in Veneto, che si è chiuso con 28 vittime sul lavoro, quasi 5 decessi al mese, più di 1 alla settimana. I consigli alle imprese dello Spisal in merito alla sicurezza sul posto di lavoro. Il consiglio che mi sento di dare alle aziende è quello di primo tenersi aggiornata sul cambiamento della normativa, perché tutti gli anni ci sono dei piccoli cambiamenti nelle normative che vengono apportati non perché al legislatore piace cambiare le normative, ma perché si è visto che questi cambiamenti possono determinare dei miglioramenti in termini di salute e sicurezza. E poi di investire risorse nella formazione dei lavoratori, nella formazione dei preposti e nella formazione anche di loro stessi come datore di lavoro. Di prevenzione dei rischi in ambito lavorativo se ne è parlato nel corso della tavola rotonda con Spisal, ULSS 4, Ispettorato del Lavoro e diverse istituzioni, organizzata da Confapi Venezia e Industria Servizi, per tracciare il punto sugli aspetti disciplinari e ispettivi delle recenti normative. Consigli che possiamo dare di continuare a prestare attenzione a tutti gli adempimenti normativi, anche in relazione a questa nuova patente a crediti soprattutto, che tende a stimolare le aziende in un miglioramento dell'organizzazione aziendale, perché quello che manca attualmente è proprio una organizzazione, una progettazione della sicurezza. Ha cercato di sbloccare la forca del carrello elevatore che si era fermata in alto, ma proprio mentre stava effettuando la manovra l'impianto pneumatico ha ceduto e la forcella è caduta amputandogli il braccio. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato nel primo pomeriggio alla NR Recycling di Riese Pio X. L'operaio, 42 anni del posto, è stato subito soccorso e trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Qualche ora prima, alle 7 a Mansuè, un altro incidente sul lavoro alla Legnonova nella zona industriale del paese. Un operaio 37enne è rimasto gravemente ferito ad un braccio durante le operazioni di scarico di alcuni pannelli in legno. L'uomo è stato trasportato in ospedale con l'elicottero. Sul posto, sia a Riese che a Mansuè, sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri ed il personale dello Spisal per accertare dinamica ed eventuali responsabilità degli infortuni. E sui 2 gravi incidenti sul lavoro nel giro di poche ore intervengono i sindacati. Bilancio tragico che dalla misura di quanto ci sia da fare e invece non si faccia per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, afferma Mauro Visentin, segretario della CGIL di Treviso. Servono regole più stringenti, controlli ed ispezioni, sanzioni maggiori per chi non rispetta le norme, più formazione a partire dalle scuole, dice il segretario generale della CIS Belluno Treviso, Francesco Ru. Vicinanza ai feriti e nello stesso tempo totale preoccupazione, afferma Roberto Toigo della UIL Veneto, per una situazione che si rivela giorno dopo giorno, ora dopo ora, allarmante nel mondo del lavoro. Presidente Zecchinelli, io sono quasi convinta che, come parliamo di superficialità nella strada, c'è una certa superficialità anche quando si lavora. Nel senso, a me non capita, ecco, so gestirmi questo lavoro, e poi avete sentito cosa è successo, e anche complimenti per quello che anche come sicurezza lavoro state facendo. Prego, Presidente Zecchinelli. La tua annotazione sulla correlazione tra strada e poi ambiente di lavoro è molto pertinente, anche perché gli infortuni di lavoro si incrociano anche con gli incidenti sulla strada. Infatti anche le statistiche che insomma dipingono questo quadro comunque molto grave della sicurezza al lavoro tengono conto anche dei cosiddetti infortuni in itinere, quindi degli incidenti che avvengono nella parte di tragitto che i lavoratori fanno per arrivare al lavoro, e tanti di questi infortuni sono legati proprio ad incidenti perché sono conducenti di furgoni piuttosto che di autotreni e autobus. Abbiamo un esempio, il triste incidente che c'è stato a Roncade ieri, dove addirittura un signore di Abano Terme a 79 anni arrotondava e quindi ha avuto un incidente in autostrada con un furgone
stava andando a ritirare del materiale per conto di un'azienda ed ha tamponato il camion di fronte. Quindi anche questo tecnicamente è un incidente sul lavoro, anche se diciamo più è ascrivibile all'incidentalità stradale. Detto questo, non credo sia, come affermato da alcuni sindacati, una questione di sanzioni, perché le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro sono già gravissime, perché tutto quello che circonda la sicurezza sul lavoro è già penale. Quindi è il massimo della sanzione che si può irrogare ad un imprenditore, che addirittura può escluderlo da gare d'appalto. Adesso abbiamo anche nel campo dell'edilizia, abbiamo anche la patente a punti, per cui una serie di infortuni anche non gravi possono portare all'esclusione degli imprenditori da appalti oppure da commesse. Quindi in realtà il quadro sanzionatorio è già un quadro sanzionatorio grave. Quello che c'è da fare è lavorare sulla mentalità degli imprenditori. Noi avremo un'altra tavola rotonda di questo tipo qui a Noventa di Piave la prossima settimana, coinvolgendo un po' tutti gli attori in campo per fare quello che si era detto prima sulla sicurezza, cioè sulla sicurezza proprio a livello di ordine pubblico, cioè cercare di integrare varie competenze, integrare vari ambiti, per cui lo SPISA, l'associazione imprenditoriali, le ASL, le forze dell'ordine, proprio per creare diciamo dei circoli virtuosi, perché quello che c'è da fare è un lavoro di formazione ai lavoratori, che insomma a mio parere viene già ben svolto, ma anche un lavoro di formazione agli imprenditori, e cioè riuscire a far entrare nella mentalità degli imprenditori quella che comunque è già una mentalità degli imprenditori più giovani, e cioè che la sicurezza del lavoro è una parte della capacità imprenditoriale. Quindi rendersi conto che un imprenditore deve avere tanti talenti e anche quello di avere una coscienza rispetto agli infortuni e rispetto che nell'attività lavorativa può succedere un imprevisto. Noi dobbiamo fare tutto quello che è possibile per cercare di limitare quella che è la fatalità dell'agire umano. Ovviamente ogni volta che c'è un infortunio, specie se grave, evidentemente qualcosa non è funzionato. È un cammino molto lungo quello che ci porterà ad avere infortuni sul lavoro zero, e purtroppo è costellato anche di errori, ma non dobbiamo mai abbandonare questo obiettivo. L'azienda, e noi di Confapi lo diciamo da sempre, l'azienda, lo dice anche il nostro presidente emerito Maurizio Casasco, l'azienda deve essere il luogo più sicuro. Ecco, io ringrazio veramente il Presidente della Confapi di Venezia, Marco Zecchinel, per aver capito, aver la sensibilità di investire sulla sicurezza, di investire sui giovani. È questo il futuro che noi dobbiamo incontrare, dare fiducia a questi giovani, ecco, intrigarli, dando loro la possibilità di tirar fuori quella creatività che hanno e che non lo sanno neppure. Però se qualcuno si investe in questo, forse ce la faremo, come nella famiglia, come nel lavoro. Bisogna investire. Investire vuol dire mettere soldi, come lo dico tutte le mattine. Ecco, forse qualcuno non ha capito bene, dice lo Stato. No, lo Stato siamo noi, il governo è un'altra cosa. Qui dovrebbe essere il governo, le autorità politiche che capiscono l'importanza degli investimenti per un futuro migliore per tutta la comunità. Veramente grazie Presidente Zecchinel anche di essere stato con noi. Grazie, però Mirella, prima di lasciare il comandante Patrick Antonello volevo ricordare anche questa figura a Mirella molto cara, va ricordata perché anche lui ha cercato di seminare molto, che è il già comandante Andrea Gallo, che purtroppo non c'è più. Volevo ricordarlo anche col servizio e sentire anche il nuovo comandante della Polizia Locale di Treviso, Patrick Antonello, che ricordo ha di questa persona pacata, mite, sensibile e anche autorevole. Andiamo a vedere il servizio. Sul punto in modo particolare. Sul punto
regolare, non ci sono code in questo momento. Dalla gestione dell'ordine pubblico ai tempi del Covid al fenomeno delle baby gang, dai furti in abitazione al nodo della sicurezza stradale, Andrea Gallo dal comando di via Castello d'Amore studiava e cercava soluzioni di fronte ai fabbisogni di sicurezza di una comunità in evoluzione. Così nel novembre 2022 illustrava con passione il nuovo acquisto per i controlli notturni. Questo è uno strumento che naturalmente ha un visore notturno, quindi bisogna che l'operatore guardi all'interno di questo monocolo che, ripeto, attraverso una sofisticata termocamera riesce ad inquadrare tutte le fonti di calore. Anche sugli autovelox, mentre divampava il dibattito su Fleximan, non si sottraeva al confronto, andando sempre dritto al punto. Questi atti, che sono da condannare senza se e senza ma, però manifestano sicuramente un malessere della cittadinanza, per cui è giusto prendere e riconsiderare questa norma. Un comandante che ha allargato gli orizzonti della polizia locale, che si è occupato di sicurezza urbana. I compiti sono allargati tantissimo, quindi gestire questo cambiamento è importante e difficile. Ecco, Gallo l'ha gestito con altruismo, con professionalità, e ha vissuto la sua malattia grave con dignità, con tranquillità. E questo vuol dire solo una cosa: stare a posto con se stessi. Proprio in queste ore sarebbe dovuto partire alla volta della Sicilia per qualche giorno di svago. Ad accompagnarlo l'ex vicecomandante Aurelio Valenti, da poco in pensione, a dimostrazione di una dimensione umana che nel comando si era quasi rafforzata nel momento della malattia, commosso l'addio dell'attuale vice, Patrick Antonello. Una persona eccezionale, userei un termine, un gentiluomo. Tanto ha insegnato a tutti noi, a me ripeto in particolare, per la sua umanità, capacità di risolvere o gestire le varie situazioni sia professionali che umane, e io spero di poter portare avanti, diciamo, il suo lavoro in maniera degna. Io sono sicura che il comandante Andrea Gallo sta dirigendo il traffico nello spazio, visto che è un'autostrada anche lo spazio, c'è di tutto e di più, perciò comandante Gallo, mi raccomando, ogni tanto ci guardi e ci dia delle indicazioni preziose. Allora, comandante Antonello, ho ritenuto doveroso ricordarlo con lei, perché so quanto vicini eravate, soprattutto anche a Mirella, perciò mi fa molto piacere averlo ricordato. Come ci saluta e che messaggio vuole lasciare, comandante Antonello? Beh, innanzitutto grazie Mirella per aver ricordato Andrea con questo servizio, e una persona davvero eccezionale, davvero nel vero senso della parola. Il suo esempio, per quanto mi riguarda, vale più di tante altre parole, e ha sempre svolto quindi la sua attività con dedizione, ottimismo. Quindi un professionista, ma anche una grande persona dal punto di vista umano, quindi grazie. E quindi ringrazio io lei per lo spazio che mi ha dato. Se posso, un ultimo appello legato alla sicurezza stradale da cui abbiamo cominciato. Il tema delle distrazioni è un tema che evidentemente comunque ci preoccupa molto, quindi attenzione alle distrazioni che possono derivare dall'uso di apparecchi telefonici, smartphone, tablet. Sono apparecchi sempre più diffusi e fa voglia a volte pensare di rispondere immediatamente a un messaggio, però nel momento in cui lo si sta facendo quello e non si sta guardando la strada. Quindi massima attenzione in questo senso, e quindi prudenza quando si è in circolazione. E agganciandomi se mi concede una piccola correzione rispetto all'esempio che aveva fatto prima della bicicletta che invade in qualche modo la strada percorsa dalle autovetture quando di fianco ha magari la possibilità di usare una pista ciclabile, ecco che direi che onde evitare ulteriori possibili problemi, per il momento occupiamoci di superarla nella maniera più corretta, con gli spazi, nel momento in cui ci sono gli spazi dovuti, e facendolo magari usando gli indicatori di direzione, che si sta superando
il veicolo che sta davanti a noi, in maniera tale che anche le persone che guidano altri veicoli che provengono dalle nostre spalle in qualche modo capiscano che c'è un ostacolo, magari un ostacolo che non si aspettano, perché effettivamente una bici magari dovrebbe stare in quell'occasione dalla parte giusta, cioè su una pista ciclabile, ove vi fosse, quindi è importante segnalarlo nel modo corretto. Ha ragione comandante, però capisce che non ne possiamo più di queste situazioni, questi anche corridori che si mettono in fila in 3-4 ma non in verticale, in orizzontale, ecco, che ti minacciano, che ti insultano, quando ecco, cerchi di far capire loro che non può funzionare così, perché sa, delle volte anche il troppo buonismo non va bene, forse riuscire anche a far capire che le regole vanno rispettate anche da parte nostra, giustamente nella maniera, come ha detto lei, corretta, però non girandoci di sicuro dall'altra parte e facendo finta di niente, perché le regole dobbiamo rispettare tutti nella maniera educata naturalmente, ma vanno rispettate. Grazie ai miei ospiti, pubblicità. Grazie a lei e buona giornata. E vi presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo chi? Si presenti. Io sono Gianpietro Cecchetti, faccio parte di un'associazione ACAT Mestre, sono un familiare che partecipa ai momenti di incontro di questa associazione che si occupa di persone e famiglie che hanno legami critici con alcol, sostanze, gioco d'azzardo e non solo. Assieme a chi c'è questa mattina? Marco Tappari, presidente della casa di riposo di Crocetta del Montello, Villa Belvedere. Perché sono qua? Perché parliamo di fragilità alla fine, ognuno nel suo contesto, ma sempre di fragilità chiamiamo. Però quello che volevo capire, Presidente Tappari, vediamo anche queste locandine, queste immagini che lui ha mandato a Mirella, ma Mirella li ha girati, perché il mio numero personale è il numero di Rete Veneta, per far capire l'importanza anche dell'investimento. Io investo nelle fragilità, perché come parlava prima la Mirella, sì, tante belle parole, però poi bisogna investire. E investire cosa vuol dire? Mettere soldini, ecco, perché nessuno lo dice. Però soldini, cioè investire, tutti dicono. Però poi alla fine agire con i soldi mi sembra che si faccia molto poco, perché gli investimenti sono onerosi o sbaglio, Presidente Tappari? Ma gli investimenti, è vero Mirella, sono onerosi e sono molto più onerosi se conteggiamo quelli che sono i tempi degli enti pubblici per passare dalla progettazione alla realizzazione di una qualsiasi opera. Se pensiamo che noi siamo partiti con lo studio di fattibilità nel 2018, con un preventivo di spesa che era X, siamo arrivati a inaugurare il prossimo 5 giugno la struttura a distanza di 7 anni, avendo passato pandemia, guerre e speculazioni sulle materie prime e sull'energia, arrivando a spendere X per quasi 3. E quindi alla fine la soddisfazione è grandissima, perché nonostante queste difficoltà oggettive dal punto di vista economico si porta a compimento un percorso di un investimento su una finalità sociosanitaria della quale oggi c'è estremamente bisogno, non solo in provincia di Treviso ma credo in Veneto e in tutta Italia. E il merito di questa cosa è che, al di là di un aiuto dalla Regione Veneto con il fondo di rotazione, che è un prestito, non è un contributo a fondo perduto, è un prestito che va restituito a interesse zero in 15 anni, al di là di quel contributo il resto è cassa dell'ente, quindi vuol dire che sono i soldini degli ospiti investiti nelle rette che vengono ritornati al servizio che viene dato loro. Presidente, qualcuno però osserva e anche è un po' rammaricato, certi familiari dicono le rette sono troppo alte, non ce la facciamo, le pensioni sono molto basse, perché dobbiamo dire anche la verità, la maggioranza è una retta, ecco, vista dall'altra faccia della medaglia, anche se poi bisogna guardarli tutte e due le medaglie, il perché le rette sono così alte, però fa discutere questo, e soprattutto la Regione che è in primo piano, ecco, il manovratore, diciamo, di queste RSA. Prego.
Sì, allora il tema delle rette è un tema di grandissima sensibilità, soprattutto in questo momento dove la situazione ci porterà ad avere nel tempo pensioni sempre più basse e costi dei servizi sempre più alti, con persone che avranno necessità di quei servizi che non hanno figli o familiari come potrebbero avere oggi le persone che sono residenti attualmente. E quindi il tema va dibattuto a livello regionale senza ombra di dubbio, perché si sono succedute in questi ultimi anni diverse riforme sull'applicazione del contributo con l'impegnativa. Scusate se entro nel tecnico, ma è la domanda che mi porta a questo. E quindi credo che al di là dell'aspetto regionale serva comunque un'azione a livello nazionale di governo che vada a sostegno in questa direzione, perché il tema della quarta età, ormai più che della terza età, e del sostegno a tutte quelle che sono malattie inevitabili o problematiche di salute inevitabili che arrivano con l'età deve essere affrontato in maniera strutturale, perché mi permetto di dire, Mirella, noi abbiamo fatto un investimento di qualche milione di euro e di fatto un triennio che le rette sono congelate. Però è veramente impegnativo non tanto sotto il profilo dell'investimento, ma garantire comunque un servizio di qualità, perché pensiamo che comunque i lavoratori hanno il diritto di avere gli stipendi adeguati con gli adeguamenti contrattuali e sono tutti costi che vanno riconosciuti. Chiaramente enti come i nostri che non hanno possibilità di avere entrate hanno l'unico sistema della leva economica, che è quella delle rette, e quindi penso sarà davvero sempre più fondamentale che venga affrontata a livello di supporto e sostegno strutturale un settore come questo. Comunque le rette Mirella sono impegnative per le famiglie. Oggi ancora fortunatamente quelle famiglie di quegli anziani magari sono famiglie numerose e quindi in qualche modo riescono a suddividere l'onere della retta in più persone. Andando avanti in prospettiva sarà sempre più difficile. Ecco, siamo arrivati a quello dove voleva arrivare la Mirella. In avanti sarà sempre più difficile, perché se qualcuno non si rende conto che non si può sopravvivere neppure con 2 stipendi, magari con un lavoro anche faticoso, ad arrivare a fine mese, perché non ci arrivano, io vedo che arrivano al banco alimentare, come dico tutte le mattine, non sono barboni, ieri eravamo là, questo controllo che ci stanno facendo, questa burocrazia che diventa sempre più pesante, più onerosa. Raccontavo ieri ai telespettatori in 4 per mandare via i chili, i vasi, i numeri, i nomi, le famiglie, l'età. Ma vanno a controllare il mondo del volontariato, che siamo già controllati perché siamo iscritti alla regione, abbiamo cambiato, abbiamo i RULS, abbiamo tutto, eppure i controlli dove dovrebbero controllare invece no, là va tutto bene. Capisce che il volontario si sta stancando, ma guardate che se si stanca il volontario non ce n'è per nessuno più. Si ricordino questo. Cosa dici, Fabio Niero? Tu che invece stai cercando anche tu di seminare per migliorare la qualità della vita delle famiglie, delle persone, certo, della fragilità con ACAT. Spieghiamo cos'è anche, che è molto importante. Ok, Gianpietro, nel mio caso scusa. no, ma perché siamo qui in due, c'è anche Fabio. C'è anche Fabio che interverrà dopo. Hai ragione, nel senso che l'attività che fa un'associazione come la nostra, che è assolutamente e solo basata sul contributo delle persone che lo fanno volontariamente, no? Quindi ci sono persone che lavorano e mettono a disposizione il loro tempo per persone come me in questo caso che hanno recuperato un po' di tempo andando in pensione, ma la necessità di contributo pratico, organizzativo, non solo dal punto di vista sociale, quindi umano anche, no? Nella nostra associazione abbiamo aperto l'accoglienza non solo a persone che hanno problemi di alcol, noi siamo l'associazione dei club alcologici territoriali, ma come dicevo prima a persone che hanno legami critici con sostanze e gioco d'azzardo, ma non solo, lo diciamo sempre con grande sottolineatura che la società di oggi ha quelle che noi chiamiamo le nuove solitudini, no? E se parliamo del mondo degli anziani, ma non solo, c'è sempre bisogno di trovare degli spazi per uscire da una marginalità che è invece importante, dove le persone sono relegate, e troviamo sempre di più persone che entrano a far parte dei nostri club, che sono questi incontri settimanali che noi facciamo con famiglie e persone,
perché sono sole, perché non hanno, no, qualcuno. Lavoriamo anche in stretto contatto con sicuramente anche le amministrazioni comunali, per esempio Fabio, che poi avrai modo di sentire, sì, è un servitore insegnante che sta per gestire, tra poco gestirà un club ad Olo, okay? Dove eravamo già presenti, aveva avuto una storia per cui era arrivato a sospendere, lui lo riprenderà in mano. Abbiamo bisogno anche delle amministrazioni comunali per avere una sede, per avere un posto dove far incontrare le persone, quindi come vedi ci sono anche degli aspetti molto pratici dove entrano gli aspetti economici di cui si parlava prima, che non sono banali ma fondamentali. Andiamo a vedere anche questo video proprio di questa promozione che è molto importante per capire anche cosa fa l'ACTA. Andiamo a vedere promozione famiglie e poi commentiamo. Adesso dovrebbe partire. Allora, intanto che trovano, eccolo qua. I club delle famiglie ACAT rappresentano una possibilità e un'occasione in cui è possibile confrontarsi senza giudizio. Attraverso l'empatia e la riflessione si modificheranno e svilupperanno nuove abitudini comportamentali della persona e della famiglia nello scorrere degli incontri settimanali. Questo numero rappresenta una possibilità di ricominciare. È un numero reale, come reali sono tutte quelle famiglie che sono riuscite a smettere di soffrire per causa dell'alcol, sostanze, azzardo. Per intraprendere qualsiasi cambiamento serve il primo passo. Chiama. Ecco, fa molto riflettere le parole che ha detto Gianpietro, nel senso, noi stiamo cercando una sede, ma io mi domando, con tutte le ville venete che abbiamo chiuse, tu sorridi, mi viene da piangere, con tutto, perché capisco dove vuoi arrivare, appunto, no? Con la richiesta di aiuto che abbiamo tutti, compresi. Possibile che qualcuno non riesca a capire che bisogna aprire invece di continuare a tenere chiuso o di vendere quel patrimonio meraviglioso che qualcuno ha lasciato per il bene della comunità, non per fare gli alberghi hotel a 5 stelle, perché arriviamo sempre là poi alla fine, per dare la possibilità di rincontrare la comunità, di socializzare. Io ad esempio penso in provincia, ma era proprio necessario a far Versailles, la provincia, portare la provincia dove ci sono degli spazi immensi, non sono neppure riusciti a restaurarli tutti, e Zaia non li ha affatto, aveva affilato, dopo il Banco Solidale, che era il teatro, e un altro stabile molto grande, anzi sono 3, non ha terminato, per mettere dentro degli uffici, per carità, ci saranno anche stati, non dico di no, ma non era forse il caso di essere più illuminati, di vedere ad ampio raggio? Ad esempio, dico sempre, a Treviso non abbiamo un ostello, abbiamo 2 aeroporti, non manca niente, però non c'è un ostello. Capisci che io faccio fatica ad accettare e stare zitta, perché li abbiamo i posti. Penso a Villa Franchetti, ad esempio, sul Teraglio. Quante associazioni ci starebbero? RSA, su questi parchi meravigliosi dove potremo far atterrare più dolcemente anche i nostri diversamente giovani, perché non tutti hanno l'Alzheimer o il Parkinson, esatto. Ci sono anche persone che io ho visto, autosufficienti, che hanno deciso, ecco, di non stare più nelle loro case perché sono soli, e magari metterli assieme, fare dei co-housing, certo. Perché non è che inventiamo la luna, basta copiare. No, perché dicono alla Mirella, non abbiamo soldi. Ma va, dico io, ma davvero? No, non ci sono soldi. Presidente, ma sti scherzi o non che oppure ci sono ma vengono deviati come hanno fatto quei soldi del PNRR, che erano soprattutto per il terzo settore, e qua vai a 90 gradi o a 360, invece abbiamo visto solo cemento, perché il progetto è cemento, e dentro vuoto, perché non abbiamo le persone. Prego Presidente, e se Dio sospirare, ma non importa, mi conosce. Sì, no, non c'è da sospirare, è una considerazione corretta, Mirella, e non è la prima volta che la fai. No.
E io in questo credo che a oggi effettivamente il solo sistema pubblico faccia fatica a poter investire in tutte le linee di investimento che sarebbero necessarie in più settori. Io credo che, forse l'ho già detto qui da te, ma lo ridico veramente con convinzione, credo che sia il momento di fare davvero un ragionamento serio e strutturato su quello che è il privato sociale, perché abbiamo delle eccellenze nel nostro paese, nella nostra regione, nella nostra provincia, anche nel ramo imprenditoriale, industriale, artigianale, che davvero hanno dimostrato negli anni di avere anche una sensibilità vera, non di facciata, su tematiche sociali. E quindi io credo che davvero avremo l'occasione, tra l'altro in Veneto, no? di avere una nuova amministrazione. Credo che si andrà al voto in autunno. Occhiali d'aria fresca fa anche male, dice Mirella ogni tanto. Io non so perché, se insomma, è fresca. No, lo dico io, poi non so se a lei piace più l'aria tiepida o calda. A me piace più l'aria fresca, sana, bella. Io dico che una situazione come questa può dare la possibilità di avere qualche idea, magari nuova, o di pensare a provare a delle strategie che possono essere, diciamo, di supporto in settori come questo, perché il sociosanitario non è tanto diverso dall'attività sociale post-traumatica che può portare a situazioni che per fortuna, voi siete l'esempio, sono anche superabili, no? Però c'è la necessità oggi che davvero il pubblico parli col privato e il privato dialoghi col pubblico, perché mettendo insieme teste buone e risorse, secondo me qualcosa di buono può essere fatto anche nell'ottica delle location. Credo, Mirella, che davvero però oggi il solo pubblico abbia delle difficoltà oggettive, no? A poter fare investimenti milionari scegliendo un sito piuttosto che un altro. Sarebbe davvero interessante per ogni settore la finalità e lavorare assieme, il co-housing anche sulle risorse tra pubblico e privato. Che non sarebbe male, anche perché io Villa Franchetti la frequentavo, perciò non eri in degrado assolutamente. Ecco, c'era anche l'associazione Maritain che si lavorava anche molto bene, un'associazione culturale, però capite che giorno dopo giorno, mese dopo mese, anno dopo anno il degrado arriva, e là è il grande problema. Guardate che ha un parco meraviglioso con delle piante autoctone, una meraviglia, un orto botanico, cioè voi non avete idea della bellezza. Ma io continuavo a sentire Cassamarca quando c'era comune, provincia, Cassamarca, comune, alla fine è tutto chiuso, non c'è più nessuno. Ecco, dovete smetterla, perché sono anche patrimoni nostri, sono anche nostri, non sono solo di qualcuno. Che vedi, caro Tapper, il politico passa e noi rimaniamo e paghiamo i danni che ha fatto il politico, ce li mangiamo noi tutti i giorni, dobbiamo inghiottire questi soldi che veramente io ieri ho visto e avete sentito anche, ecco, un mio collega dei Banchi Solidali cosa ha detto, sono numeri che fanno impressione, ne vediamo sempre di più che arrivano, sono persone per bene, famiglie, e non riusciamo più a capire, e ha detto per fortuna che c'è il privato che ci aiuta, perché sennò noi non sapremo cosa fare. Per farci ascoltare dalla politica ho deciso di non dire più quanti chili di roba ho dato, quintali o tonnellate, ma quanti soldi ogni borsa diamo tutti i giorni. Ma voi pensate che gliene frega qualcuno di questo? Io lo farò anch'io, tanto non è un problema, perché lui mi ha chiesto supporto in questo, ma non sono i soldi o i chili, è la sensibilità che bisogna avere, o sbaglio Gianpietro, per capire dove c'è l'urgenza di arrivare. C'è una solitudine che veramente fa paura, che riguarda sia i giovani ma anche i meno giovani, i bambini non sono tanto attenzionati. Ma cosa dobbiamo fare, Gianpietro? Ma guarda, Mirella, io ti ascoltavo e intanto mi colpisce un po', no? Hai fatto l'esempio di Villa Franchetti. Non siamo abituati a sentir parlare della possibilità di utilizzare strutture di questo tipo per le finalità che dici tu, no? Ben che vada, può essere per finalità culturali, per altri aspetti di questo genere, ma invece citavi il parco, eccetera. Quanto di queste realtà, e poi ripeto, non voglio fare un discorso banale né retorico, no? Però potrebbero dare delle opportunità di una vita
migliore, diversa rispetto a realtà che magari sono utili e funzionano, ma non hanno queste funzionalità, queste possibilità. Ma mi sembra quasi rivoluzionario pensare, no, a strutture di questo tipo per finalità di questo genere, quindi è una visione ideale che mi piacerebbe diventasse più concreta, no? Poi io devo dire, lavoriamo con le istituzioni sanitarie locali come associazione, lavoriamo anche con le amministrazioni comunali, a volte troviamo anche, lo devo dire, delle risposte che sono anche concrete, no? Altre volte ci arrangiamo, le parrocchie ci danno delle risposte, per esempio, e va detto, no? Per le nostre location che sono importanti, no? Il club che frequento io si trova in una parrocchia, la sensibilità del parroco è stata determinante per darci una sede. E quindi c'è da lavorare. Se no la sede non l'avresti. No, non l'avevamo, no? Quindi c'è da lavorare in questa direzione. Certo. Ripeto, non voglio neanche fare il discorso del è tutto contro, tutto non funziona. Ripeto, abbiamo trovato delle sensibilità anche con delle amministrazioni comunali, lavoriamo con Mestre anche in questo senso in termini positivi. Dolo, lo dirà Fabio, poi rappresenta un'altra realtà. Però bisogna che queste cose siano tenute presente. Quello che voglio dire, Mirella, è che non ci sia sempre la sollecitazione, no? Poi è chiaro che bisogna che qualcuno bussi, però che ci sia anche qualcosa che preveda il fatto che ci sono queste associazioni che hanno bisogno di posti, di luoghi, e che le amministrazioni comunali le prevedano come prevede un nuovo stadio. No? Vedi Okay. però Gianpietro, il problema è che anche le istituzioni lo sanno, cioè non è che non lo sappiano. Il problema è che c'è qualcosa che non torna nei conti, nel senso, io fortunatamente quando diventerò diversamente giovane avrò la possibilità di decidere cosa fare perché economicamente sono forte, perciò il problema non mi tocca. Il problema è che ce li hanno gli altri che economicamente non sono forti, noi li vediamo, li sentiamo, c'è un aiuto regionale, è vero, ma che liste d'attesa ci sono? Quante strutture abbiamo? Personale, parliamo di personale, lei ne sa qualcosa, Presidente, sì. Perché va bene, perfetto, ho la struttura e dopo dentro chi metto? Ho i macchinari e chi li fa funzionare? Ho i servizi alla persona di andare a trovare a casa per alleviare e chi mando che non ho le persone. Allora c'è qualcosa che non torna. Dove sono i giovani? Come possiamo intrigarli? Il mondo del volontariato è scarsissimo di giovani, eppure ci sono, ma non li riusciamo a recuperare, eppure sono anni che andiamo nelle scuole a fare la lezioncina in classe, ormai questi ragazzi che regado scatole sanno a memoria la lezioncina, forse intrigandoli, facendoli toccare con mano la realtà quotidiana che si vive all'esterno, nel dopo scuola. Anche questa sarebbe un'educazione civica, ma si fa poco. Dobbiamo trovare il dirigente che capisce, che investe, perché portarli fuori costa, perché ci vuole l'assicurazione, ci vogliono i mezzi, senza capire che forse il mondo del volontariato avrebbe questa possibilità, perché abbiamo i mezzi, ci sono i pulmini, certo. Perché non dobbiamo solo gestirli quando l'anziano ha bisogno di essere portato in qualche posto, dobbiamo unire le forze, come si dice, sì. No, e la politica non vuole, no. Dovete restare divisi perché così io comando, è come il popolo, no, più ignorante è, più io sono visibile e divento potente. Però vedo che c'è la volontà anche di sindaci molto giovani, qua devo dirlo, specialmente anche donne, di iniziare invece il cambiamento. Poi do la parola a Gianpietro, sentiamo Tapari. Guarda Mirella, io su questo dico che noi saremo una mosca bianca, però visto che prima hai pubblicato la locandina del giorno dell'inaugurazione, in una riga del programma... La rivediamo per cortesia? Grazie. In una riga del programmino dell'evento è scritto esibizione dei ragazzi delle scuole elementari e medie. Io chiamo elementari e medie, sono primaria e secondaria di primo grado, credo, di Crocetta del Montello, che ringrazio a nome di tutta Villa Belvedere, sia la dirigente scolastica, sia gli insegnanti che i ragazzi, perché... Quello che hai detto tu, Mirella, noi lo stiamo attuando da qualche anno, cioè un progetto di intergenerazionalità, perché lo stiamo facendo con le scuole e anche con la parrocchia, che tra l'altro ringrazio anch'io il nostro parroco, Don Gianluca Durante, perché facendo questo portiamo, non potendo portare gli anziani fuori, perché sono quasi tutti non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, portando i ragazzi in struttura,
Al di là che c'è uno scambio anche culturale, perché l'anziano ha tanto da raccontare e anche il ragazzino ha tanto da dire, davvero si crea quell'interesse che poi ha portato nel tempo, ad esempio nel caso nostro, ad avere quest'anno per la prima volta 3 richieste di servizio civile in struttura, che secondo me è un segnale, no? Rispetto a posizioni che tu apri e magari non vengono mai prese in considerazione. Lavorando di programmazione, come dicevi tu, e dandoci una prospettiva a medio termine, ecco che coinvolgendo tutte le realtà e facendo sinergia arrivi pian pianino a queste soddisfazioni. E devo dire che non è una cosa da poco, anche penso per l'istruzione scolastica, spostare 125 ragazzini come succederà il 5 giugno è un impegno e anche una responsabilità, però è l'esempio che se si vuole le cose si possono fare. E i soldi si trovano, finisco io. Gianpietro? Sì, quello che volevo sottolineare io è questo, parlavi di giovani, no? Allora, come associazione, e ci tengo a dire una cosa, attenzione, questa non è un'associazione a cui appartengono degli sfigati, no? Che hanno una vita distrutta dai problemi che hanno incontrato. Questa è per fortuna un'associazione che mette insieme persone e famiglie che hanno recuperato la dignità della propria vita, che hanno recuperato un percorso che è progetto che guarda avanti, non è ancorato a un passato che magari c'è stato anche problematico, ed è questo l'importante. Questa cosa la portiamo, c'è un progetto molto bello che portiamo avanti come ACAT Mestre con l'ULSS 3 nelle scuole, perché andiamo noi però a trovare i ragazzi nelle scuole, e la cosa che colpisce in questi casi, perché andiamo lì non a fare la lezioncina, dicevi questo, no Mirella? Andiamo lì a portare le esperienze delle persone. La cosa che è clamorosa in queste situazioni è che i ragazzi, che di solito quando suona la campanella scappano dai banchi, quando è finito vengono dalle persone che hanno incontrato a chiedere informazioni, se possono trovare noi abbiamo delle pubblicazioni che riguardano l'esperienza delle persone che sono con noi, no? E le vogliono, le chiedono, no? Ce le chiedono più loro che altre situazioni istituzionali, ed è molto bello perché vuol dire che c'è uno spazio, okay? Poi è vero quello che dici tu, nelle associazioni di volontariato si fa più fatica a coinvolgere persone giovani, detto che nei nostri club ce ne sono anche, però andare verso i giovani per dare anche un'informazione e dei contenuti di esperienza che loro non hanno e che imparano direttamente dalle persone e dalla vita delle persone, è una cosa che fa la differenza. Hai ragione Gianpietro, io non dico che non si deve andare nelle scuole, secondo me si è andato anche abbastanza. Il problema è che dopo che io vorrei che questi ragazzi capissero, perché hanno il nemico dietro l'angolo. Allora tu fai la lezioncina, loro capiscono, si intrigano, finita, trovano il nemico come escono da scuola, che è la droga, che è l'alcol, che è quel gruppo che io frequento che mi dice dai vieni, se non vado sono uno sfigato, non faccio più parte del gruppo. Non sono tanti fortunatamente questi ragazzi, però dobbiamo attenzionarli. Perciò sì la lezioncina in classe, ma dopo vieni a vedere dove sono, chi sono, come puoi aiutarmi, perché se tutto finisce là poi si annoiano. Ecco, cosa ne pensa Presidente? Io credo che tutto deve partire comunque da un'assunzione di responsabilità di tutte le figure, cioè chi ha la responsabilità dirigenziale anche del sistema scolastico deve partire dalla presa di coscienza che questo problema c'è, cioè in che dimensione ci saranno dei dati che lo dicono, no? Però bisogna partire da una presa di coscienza, come penso che voi insegnate che per poter provare a risolvere un problema il primo passo è ammettere di avere un problema, perché se non ammetti di avere un problema va tutto bene anche se bene non va. Questo vale per l'ente scolastico, vale per le ULSS, dove devo dire che in questi settori ci sono dei professionisti davvero validi, e la nostra ULSS 8 penso sia un punto di riferimento. Adesso noi a volte enfatizziamo sempre alcuni aspetti che possono essere negativi, però trovo giusto dire che ci sono davvero anche molti aspetti positivi, e la nostra ULSS nei vari settori, parlo di Treviso ma penso, come dicevi tu prima, sia la stessa cosa anche per voi, davvero hanno
delle eccellenze professionali che lavorano in questo. Ecco, la politica, arrivo a dirlo, deve essere il terzo attore che, diciamo, fa sintesi su questa assunzione di responsabilità e ha la responsabilità poi ulteriore di attuarle, quelle politiche attive volte a contrastare, perché risolvere è difficile, no? Ma a contrastare queste difficoltà. Alla fine, da un punto di vista operativo, la politica deve prendere il toro per le corna e davvero intanto mettere al tavolo tutti e cercare di proporre soluzioni a quelli che sono problemi che sono conclamati, secondo me. Sai Mirella, scusa, sono invadente, ma mi piace, raccontare questa cosa. No? Gli amici di Portogruaro, di ACAT sempre, stanno realizzando, ma da una decina d'anni, un lavoro sempre che coinvolge le scuole, dove sono protagonisti i ragazzi, perché questo lavoro viene portato come spettacolo a teatro, no? Poi, e con cose fatte dai ragazzi. Ma il tema non è come uscire dall'alcol, è la ricerca della felicità. Proprio per dire, hai capito, come l'obiettivo di una situazione come la nostra sia guardare avanti e non voltarsi indietro. Certo, bisogna avere la consapevolezza del passato, da dove si viene, di ciò che si è e che si è stati, ma guardare avanti per progettare la vita in modo diverso è questo, la ricerca della felicità. Ho capito io, però il messaggio che arriva è sul bere, mangiare, bere, mangiare, e il resto dov'è? Eppure i segnali ci sono delle popolazioni, noi abbiamo visto anche a Treviso, in altre località, quando ci sono avvenimenti importanti, dove va a finire la gente, dove? Nelle mostre, nei musei, va a mangiare qualcosa, shopping poco, quello che ho sentito, perché ha anche voglia di cultura, cioè lo dicono, ma non possiamo avere i musei a Venezia che chiudono alle 5 del pomeriggio, Gianpietro, perché io l'ho detto anche l'altro giorno, chiudono alle 5 del pomeriggio a Venezia certi musei, perché non c'è personale, perché, ma alla fine noi abbiamo questo bagaglio importantissimo, questo patrimonio unico al mondo e chiudiamo alle 5 perché non troviamo il personale. Allora andiamo a vedere questo servizio importante invece che fa capire anche cosa sta facendo, l'importanza della prevenzione alcologica. Andiamo a Trieste. Allora guardiamo, lo commento. Anche quest'anno l'area delle dipendenze del Dipartimento Dipendenze e Salute Mentale di Asugi, con la partecipazione di realtà del terzo settore ed altri soggetti che operano sul territorio, propone appuntamenti volti a sensibilizzare la popolazione sulle tematiche legate all'assunzione di sostanze alcoliche. Il consumo di alcol rappresenta un importante problema di salute pubblica, implicato in Europa nel 4% di tutte le morti e nel 5% di anni persi per disabilità, ed il cui costo sociale sanitario per l'Italia è stato stimato in 25 miliardi di euro all'anno. L'alcol ha proprietà tossiche, cancerogene, può causare alterazioni comportamentali e dipendenza. Anche modeste quantità di alcol possono essere correlate a sviluppo di malattie o problematiche relazionali e sociali. Non esistendo una soglia sicura di assunzione di sostanze alcoliche, molti paesi europei, per promuovere la salute pubblica, hanno validato e condiviso negli anni alcune linee guida per un consumo a basso rischio. I dati dello studio Passi, relativi al consumo di alcol in Friuli Venezia Giulia per il biennio 2022-2023, rilevano che il 29% della popolazione adulta ha un consumo a rischio, poiché beve alcolici con modalità binge, consumo di numerose unità alcoliche in un'unica occasione, beve al di fuori dei pasti ed ha un consumo abituale elevato. Allora, sentiamo Gianpietro come commenta, poi lascia il posto all'altro ospite, a Fabio Niero, questo servitore, insegnante, poi chiederemo perché questa servitore. Ecco, allora Gianpietro, come ci saluti e come commenti? Lo commenterei così, intanto i dati che sono stati forniti sono numeri, ok? Perché si parlava prima, no? A volte vengono messi in discussione anche i numeri, no? Sì. Invece sono numeri e sono interessanti. E questa anche linea di fondo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, quindi non dell'organizzazione della bocciofila, con tutto il rispetto naturalmente anche per quelle, che parla del fatto che non c'è un livello di soglia sicuro nel consumo di alcol. Anche qui va sfatata, no, questa cosa, no? Il vino fa buon sangue, non c'è un livello sicuro, anzi ci sono dei dati che portano al fatto che consumare anche una sola unità al giorno in certe situazioni aumenta i rischi di malattie anche importanti. Quindi noi lavoriamo soprattutto perché il tema non è demonizzare, no? Perché demonizzi qualcuno, tutti scappano, no? Il tema è cercare di far capire alle persone, intanto portando l'informazione. Questa è l'informazione.
non c'è un livello di soglia sicuro, no? Poi se riesci a contenere il consumo, ma quando si parla anche qui nel video che hai presentato del 30% di persone che superano il livello di soglia, non di base, no? Ma che sono già oltre, oppure del fatto che il fine settimana i ragazzi partono per andare a sballarsi anche di alcol, e quindi anche se non bevi tutta la settimana, se fai quello, per non parlare di rischi successivi, di incidenti, eccetera, eccetera. Allora c'è un lavoro da fare che è enorme, sappiamo che siamo bombardati di pubblicità che vanno nella direzione opposta, siamo in Veneto, quindi anche il fattore culturale ha la sua importanza, ma ripeto, e secondo me questo è un punto di vista di grande consapevolezza anche della nostra associazione, senza demonizzare, lavorare per informare le persone ed arrivare a scelte consapevoli, credo sia una delle parti importanti del lavoro che facciamo. Allora noi salutiamo Gianpietro Cecchetti di essere stato con noi, di aver spiegato anche l'importanza di conoscere e capire i numeri che sono numeri reali, ecco, e di rispettare questi numeri quando vengono dati da veramente situazioni molto importanti e soprattutto da professionisti che studiano il fenomeno, e non dire i numeri non tornano, perché i numeri tornano se vogliamo. Grazie, lo andiamo a vedere questo video, promozione famiglie ACAT. I club delle famiglie ACAT rappresentano una possibilità e un'occasione in cui è possibile confrontarsi senza giudizio. Attraverso l'empatia e la riflessione si modificheranno e svilupperanno nuove abitudini comportamentali della persona e della famiglia nello scorrere degli incontri settimanali. E siamo con Fabio Niero, ecco questo video che fa capire l'importanza, grazie Niero di essere qua anche lei, della famiglia, ecco, di attenzionare questi ragazzi, ma anche i ragazzi devono attenzionare i genitori. Sa Niero, io ho incontrato un ragazzo strafatto tempo fa e a un certo punto gli ho detto: ma tesoro, basta, vai a casa, ti porto a casa. E lui mi ha detto: quale casa, quali genitori? Mia madre si pastica, mio padre è ubriaco fradicio, dove vado io? Io sto qua che sto benissimo. Capite che questi ragazzi hanno bisogno anche di trovare un certo equilibrio anche in famiglia, ma se non c'è, che colpa possiamo fare a questo ragazzo se non ci fossero anche associazioni come le vostre e altre che cercano invece di tendere una mano a questi ragazzi che li stiamo perdendo se non li attenzioniamo. Prego Fabio. Allora, l'ACAT, a differenza magari di altre associazioni, accoglie non solo chi ha il problema, ma la famiglia. L'importante è perché abbiamo visto che se uno ha un problema, il più delle volte il problema deriva dalla famiglia. Ma soprattutto per noi, io porto la mia esperienza che ho fatto nella mia vita, la famiglia è molto importante, è il tuo rifugio, la tua tana, è il tuo punto di riferimento. Se tu hai una famiglia accogliente, sana, stai bene, non hai bisogno di andare fuori a sballarti, non hai bisogno di dimostrare niente a nessuno, perché sei già qualcuno nella tua famiglia. Purtroppo ci sono tante realtà che le famiglie non ci sono. Se il papà beve o se la mamma beve, se hanno dei problemi, allora diciamo l'alcol è il rifugio più facile da raggiungere e meno costoso, perché è disponibile dappertutto, è anche pubblicizzato tantissimo. E hai un problema, non vuoi affrontarlo, non riesci ad affrontarlo, non lo, come si può dire, lo ammortizzi sballandoti. Mi annebbio il cervello con l'alcol, esatto, e perciò ho risolto il problema, esatto, perché non capisco più niente, perciò il problema non mi tocca più e non sto più male come stavo prima, esatto, è là il problema. Esatto. Però Niero, c'è anche un problema, che i messaggi che arrivano non sono dei messaggi, ecco, che possono veramente aiutare queste persone, queste fragilità, perché abbiamo poche strutture,
abbiamo le associazioni, come si diceva prima, che cercano anche di collocarsi all'interno di un territorio che fa fatica a capire l'importanza invece che ha questa associazione, e molte volte anche gratuitamente, perché i volontari quasi tutti, ecco, io vorrei anche far capire che non siamo cooperative, siamo volontari. La cooperativa una mano ha fatto un grande minestrone, così a casa sono tutti tranquilli e beati, non capiscono più niente che è il vero volontario, anzi quasi quasi dà fastidio quello vero che è in prima linea a qualcuno, ma soprattutto far arrivare questi messaggi a quelle persone che siamo ancora in grado di intercettare, di far capire che ci siamo, che possiamo aiutare. Prego Niero. Allora, come associazione noi siamo sempre molto disponibili. Io sono un servitore insegnante. Perché servitore questa parola? Perché noi ci mettiamo a disposizione di chi ha bisogno. Noi non giudichiamo, noi accogliamo. Siamo l'accoglienza. Tu hai un problema, vediamo insieme come aiutarci. Io dico sempre c'è la necessità di ognuno di noi, ma tutti, dalla politica all'ultimo, di prendersi le proprie responsabilità. Noi abbiamo tutti delle responsabilità, non possiamo sempre delegare agli altri. Cioè, noi ci hanno negli ultimi anni abituati a pretendere, ad avere. C'è sempre qualcuno che ci deve dare qualcosa. Io dico, io mi metto a disposizione, io ci sono. È questo che è il servitore insegnante. C'è uno che infatti stiamo pubblicizzando il discorso dell'ACAT, perché? Per accogliere queste persone, perché tanta gente non sa dove rifugiarsi, non ha il coraggio di affrontare il problema. Però Fabio Niero, non dovrebbe essere più sinergia tra anche medico di famiglia, medico di base, perché sono loro i primi che intercettano, magari anche farmacisti, perché anche là ormai preti non ne più, suore manca, medici di base devo avere la fortuna di averlo, per fortuna che c'è anche il farmacista. Dovrebbero esserci, ecco, più squadre in campo per cercare di intercettare e arrivare alla fragilità? Allora, noi stiamo lavorando molto con questo. Io sono dentro da non molto tempo nel discorso associazione ACAT. E venendo da fuori mi sto accorgendo di queste mancanze che ci sono, si sta lavorando. Ho scoperto che un medico di base, in altissima percentuale, non sa neanche che cos'è il SERD. Nel loro percorso di un medico che fa 10 anni di università per diventare medico, quello che è il contatto con il sociale, con quello che deriva il sociale, fa 4-5 ore. Cioè dici, e non sanno, noi stiamo lavorando per portare ai medici di base la conoscenza che esiste, perché sono loro che i primi che... Non ho sbagliato, cioè sono loro che dovrebbero intercettare e chiamare l'associazione per fare... Ma siamo noi come associazione, lavoriamo molto anche su questo, perché il nostro lavoro non è basato solo su chi ha il problema, ma su una conoscenza, perché il problema, come dico, è una responsabilità di tutti. Vediamo anche la locandina ACAT, che così capiamo cosa riesce a fare anche questa associazione, cosa riescono a fare in tanti. Ecco, cosa vediamo Fabio? Questa locandina? Allora, stiamo prendendo degli spunti per colpire la gente che ha il problema, ma non solo chi ha il problema, tanta gente ha il problema in casa. Allora, abbiamo visto che se tu hai il papà che beve, puoi aiutarlo. Noi ci siamo, abbiamo, oltre che il problema, la persona col problema, noi affrontiamo le persone che hanno i problemi in casa, li aiutiamo, li facciamo capire, cerchiamo di coinvolgere tutti. Ma però Fabio, non dovrebbero esserci, scusa se lo dico, dei professionisti all'interno anche delle scuole, delle associazioni, perché questo ragazzo ha paura, si vergogna, non è facile, non vedi che si chiudono sempre più a noce, questo guscio che fai fatica ad aprire, e poi anche con dei gesti anche estremi a volte, ma è proprio il malessere che hanno vissuto, ecco, in tutti questi anni. Quando ho sentito quella mamma, che è anche un'educatrice, che ha detto il ragazzo che ha ucciso il suo compagno, io l'ho incontrato, era quello che bullizzava mio figlio.
era quello che cercava di intimidire mio figlio. E io l'ho conosciuto, l'ho affrontato, gli ho detto guarda che parla con me, non posso vedere mio figlio che arriva a casa tutti i giorni, ecco, conciato male, o la paura di andare a scuola. E lei ha detto questo ragazzo andava preso in tempo, questo ragazzo non doveva finire così, bisognava salvarlo, bisognava prevenire prima, come? Aiutandolo, come ho fatto io. Perché con me si è fermato? Perché mi ha chiesto scusa? Perché infatti mio figlio non è stato più bullizzato da quella volta che io l'ho fermato. Capisci che dobbiamo anche capire che non tutti sono in grado di reagire, di chiedere aiuto, ma siamo noi che dobbiamo capire anche all'interno della scuola. Molti insegnanti lo sanno. Io ho avuto un insegnante che ha detto guarda Mirella, quando noi entriamo in classe è come se salissimo sul Monte Bianco, vediamo tutto. Chi è la classe, chi è formata, chi ha problemi. È il problema se vogliamo metterci in gioco, se vogliamo ascoltare e capire chi ha bisogno in quel momento del nostro aiuto. Presidente, è come lei con la fragilità dell'anziano, c'è quello che sta più male psicologicamente perché all'improvviso si vede in una struttura che magari non accetta e là ci vogliono professionisti. Prego. Noi da questo punto di vista siamo più fortunati perché nel momento in cui abbiamo gli ingressi e abbiamo già identificati quelli che possono essere le difficoltà e le criticità, e i professionisti li abbiamo in casa e anche bravi. Abbiamo il gruppo di psicologi, abbiamo gli educatori, i fisioterapisti stessi, ma anche tutto il personale, no? Gli infermieri, i medici, gli OS sono costantemente, al di là che sono preparati, ma sono costantemente formati anche per affrontare questo tipo di problematiche, e quindi la situazione nostra da questo punto di vista ha un vantaggio, nel senso che parti già con l'evidenza sanitaria della difficoltà. A maggior ragione in situazioni dove deve anche emergere a volte la difficoltà o va, diciamo, aiutata la persona a far emergere la problematica, il professionista assieme alle associazioni che non dimentichiamoci che volontariato e associazioni sono una colonna portante di tutto il sistema veneto e italiano, che è fatto dalle persone, Mirella, perché noi vediamo il volontariato come un'entità astratta che cade dal cielo per grazia ricevuta. No, sono queste persone qui, cioè sono le persone che dedicano tempo, energie, risorse ad altre persone. E questo è il messaggio che deve essere dato, cioè sono persone per le persone, e quindi davvero, cioè il professionista, io credo che sia biunivoco l'aspetto, serve il professionista all'associazione, ma serve l'associazione a famiglia e a professionisti. Allora andiamo a vedere, grazie Presidente per queste parole, anche per il supporto, andiamo a vedere questi 30 anni di ACAT e poi salutiamo i nostri ospiti. Anzi, facciamo così, ragioniamo bene, tanto alla fine che dove poi accompagno a Montreal. Era il 1979 quando l'appartamento di una famiglia triestina, i Pitacco, accolse il primo club degli alcolisti in trattamento d'Italia. Il capofamiglia aveva un problema serio che affrontava con una terapia in Croazia dallo psichiatra Vladimir Udolin. Il medico gli chiese di ospitarlo per esportare il suo nuovo approccio all'alcolismo. Cominciò una rivoluzione che portò all'apertura di altri club, migliaia in tutta Italia, 200 in regione. Alla base della rivoluzione un nuovo modo di trattare i problemi alcol correlati, non considerandoli più una malattia, non lavorando individualmente ma con le famiglie, cambiando la cultura sanitaria comunitaria. Abbiamo voluto partire da Udolin perché ACAT come associazione è nata da una sua intuizione. Ricordiamo che l'acronimo ACAT significa Associazione Club Alcologici Territoriali. Udolin aveva capito
che una persona con un problema di alcol non era da considerare una persona malata, bensì una persona con un problema di comportamento e di stile di vita. Ed ecco che allora l'attenzione si sposta dal problema alla persona, che diventa il centro ed è protagonista della possibilità concreta di cambiare. Allora abbiamo sentito, devo chiudere purtroppo perché ho forato anche questa mattina. Come ci saluti, Fabio? Allora, dicendo che se uno ha un problema deve cercare una soluzione, perché c'è sempre una soluzione che è disposta ad ascoltarti. Noi ci siamo. Io faccio parte di ACT Mestre, ma ci sono le ACT in tutta Italia. Vai dal medico, vai dal farmacista, vai dal prete, chiedi. Tante volte domandandosi dicevano in capo al mondo. Ecco, anche se tu hai bisogno c'è sempre qualcuno che è disposto. E soprattutto di fare squadra. Noi inviteremo l'ACT anche dal 10 al 13 luglio, faremo questo villaggio delle associazioni, dovete assolutamente partecipare. A proposito di sede, ecco, venite a vedere cosa abbiamo trovato, chi si è messo in gioco, perché è una cosa bellissima. Martedì prossimo faremo una riunione, potete collegarvi anche via internet, perciò non c'è problema, vi darò il numero, perché veramente abbiamo una situazione bellissima, però dobbiamo fare squadra, perché se ognuno sta nel proprio orticello non si va da nessuna parte. Grazie veramente, grazie a Fabio Niero. ACAT, sentiamo come ci saluta Marco Tappari, presidente Villa Belvedere di Crocetta del Montello. Io vi saluto tutti dandovi appuntamento il 5 giugno alle 9 del mattino, e l'abbiamo fatto di giovedì, Mirella, perché se non ci prendiamo mezza giornata per i nostri anziani abbiamo davvero un problema come comunità, perché sabato e domenica sono capaci tutti, ma bisogna che veniamo di giovedì. Come piace la Mirella durante la settimana. Giovedì 5 giugno al mattino tutti a Crocetta a vedere la nuova struttura, che credetemi è meravigliosa dentro e fuori, e a dare un po' di supporto ai nostri operatori, ai nostri dipendenti, ai nostri anziani e alle nostre famiglie. Grazie a questi ospiti, grazie veramente. Pubblicità. Presento altri graditissimi ospiti. Abbiamo in presenza un amico caro di Mirella, una persona sempre nel pezzo, che cerca veramente di far correre questo sport che a volte si ferma, perché veramente c'erano anche delle elezioni importanti, sono stati eletti anche i delegati, e mi riferisco a Mario Sanson, ecco, delegato CONI Treviso, assieme al presidente canottaggio Rossano Galtarossa, 4 medaglie olimpiche, perciò capite l'importanza dello sport, la serietà, il sacrificio, la passione. E vediamo se c'è anche la dottoressa Laura Peressini. No, ancora no, poi me lo dite. Allora iniziamo proprio da Mario Sanson. Allora vedremo anche le foto, ci sono stati, ecco, questi rinnovi. Come è andata e cosa abbiamo visto? Ecco, intanto salutiamo anche il presidente Dino Ponchio, ecco, ringraziamo perché è arrivato ai vertici del CONI a livello nazionale, è delegato nazionale. Prego Sanson. Sì, allora le riconferme nostre dei delegati provinciali, diremo, sono avvenute ancora il 28 aprile. Quell'immagine che abbiamo visto adesso trasmessa si riferisce a 3 giorni fa, il 19 appunto maggio, siamo andati a Roma a eleggere il nostro rappresentante presso il Consiglio nazionale. L'Italia è divisa in 3 aree, noi abbiamo votato per l'area nord, siamo 32 province, però abbiamo votato in 28 e praticamente all'unanimità è stato eletto il nostro rappresentante, appunto il professor Dino Ponchio, che conosci e che spesso anche qui su questa trasmissione. Allora, l'importanza anche di queste nomine, ecco, cosa servono, cosa porterete avanti, Sanson? E il professor Ponchio, ecco, che io so molto sensibile al tema sport, ai giovani, alle società, ecco, qual è l'obiettivo e soprattutto raggiungere questo obiettivo che sarà?
Allora, intanto vorrei premettere nella presentazione che hai fatto di Rossano Caltarossa che poi sentiremo, che lui fa parte della giunta con Dino Ponchio, perciò diremo sono loro che sono anche più vicini e tutto, anche se le cose ci confrontiamo e tutto. Diciamo che allora il Consiglio nazionale del CONI è quello che in sostanza detta o quantomeno è a capo dello sport in Italia. Ecco, sono rappresentate tutte le federazioni sportive. Che sono tante. Che sono parecchie, sì. E poi sono rappresentati anche gli atleti, e i tecnici con il loro rappresentante e dopo anche noi come delegati provinciali, ecco. E lì, in quel contesto lì, nascono le idee, nascono, diremo, le discussioni su come portare avanti un determinato argomento. Questo Consiglio nazionale nuovo, ormai chiuso adesso, nel senso andrà, provvederà all'elezione del nuovo presidente del CONI, che noi siamo sempre stati abituati a dire Giovanni Malagò, senza specificare anche chi era, ma lo sapevamo tutti. Quest'anno, il 26 giugno, ci saranno le elezioni. Malagò non ci sarà perché c'è questa regola del terzo mandato che non è passata e dunque ci sarà un nuovo presidente. Dunque è una novità questa. Chi sono i candidati per la nuova presidenza? Si sanno? Ecco, adesso sorriso tutti e due che la Mirella corre perché il tempo è tiranno e devo anche correre. Chi sono i candidati, Marion Sanson? Allora, c'è Luca Pancalli, che è l'attuale presidente del CIP, che invece corre per il CONI, poi c'è Bonfiglio, che è Luciano Bonfiglio, che proviene dalla presidente della Federcanoa. Allora sentiamo anche Caltarossa, visto che anche lui fa parte di questo comitato nazionale molto importante col professor Ponchio, e soprattutto poi questo presidente di questo sport meraviglioso che è il canottaggio. Noi abbiamo il SIL, abbiamo 4 società, vorrei capire anche come funziona perché non riesco molto a capire. Ci faccia un po' di chiarezza, Presidente, per portare questi ragazzi, però chiariamo, non sono presidente, ho il piacere di essere stato riconfermato alla vicepresidenza del comitato regionale Veneto per il CONI, quindi sono in squadra per il secondo mandato con il professor Dino Ponchio. E come diceva Mario, chiaramente c'è una squadra, una giunta, ma ci sono anche i delegati sul territorio e io lo considero una squadra che lavora assieme per portare avanti poi quelli che sono i progetti. Per quanto riguarda invece lo sport da cui provengo, il canottaggio, sono membro del Consiglio nazionale della Federazione Italiana Canottaggio, mi occupo di seguire l'alto livello, però di fatto, siccome sono cresciuto a Padova, quindi insomma, città come ben sappiamo del Veneto, credo di conoscere abbastanza il tessuto nostro, territoriale. Treviso è sempre stata una città con una grande tradizione, tra l'altro ne approfitto per ricordare una splendida medaglia d'oro che ha qualche anno, Città del Messico 68 con Baran Sambo e Timoniere Cipolla. Sul Sile io ho remato pochissime volte, 2 o 3 volte, lo considero dal punto di vista naturalistico un contesto fantastico e anche per promuovere queste discipline sull'acqua, quindi non solo il canottaggio. Poi per il canottaggio di alto livello ci sono posti un pochino più comodi perché ha molte curve, quindi insomma, noi andando all'indietro soprattutto se siamo in un rettilineo siamo quasi più agevolati, però di fatto c'è un contesto assolutamente piacevole che è veramente promozionale in maniera incredibile, con delle persone che si occupano, quindi dalla parte dei dirigenti e degli allenatori che da anni profondono il loro entusiasmo, le loro conoscenze per anche nella vostra città cercare di diffondere anche questa disciplina, sulla quale ovviamente sono un po' di parte, però insomma, come forse si può capire dalle parole, è uno degli tanti sport che la nostra regione propone comunque ai nostri cittadini. Però io penso, Caltarossa, che forse dobbiamo unire le forze. In che senso? Che la popolazione, i cittadini, i turisti, i messaggi li danno. Quando ci sono tantissimi avvenimenti sportivi importanti, perché ne abbiamo tanti in tutta Italia, sempre e comunque, noi vediamo le popolazioni che si spostano. Il nord arriva al sud, il sud arriva al nord e soprattutto vive la cultura. Ecco, non i negozi in sé, ma la cultura, le mostre,
vado a visitare la mostra alla fine della gara, mi fermo. Ecco, il bello, perché lo sport è bello, lo sport è passione, lo sport ti fa vivere momenti indimenticabili magari quel giorno, assieme alla cultura. Perché si punta così poco, Presidente? Facciamo fatica a capire che dobbiamo più promuovere. Lei ha detto il Sile, ma io lo vedo pochissimo frequentato. Ecco, tutto si fa nelle piazze, nei centri storici, con questi, lei sorride, ma io le ho vissute queste storie e io sapevo già che i negozi non avrebbero lavorato, ma che avrebbero lavorato i bar, le osterie, le trattorie, ecco, le mostre, perché le ho vissute queste storie. Ecco, arrivano persone molto colte, persone che hanno voglia di vedere la città. Ecco, lo shopping arriva dopo. Perché non si investe? Poi lo chiedo anche a Mario Sanso, si fa fatica invece, perché tutto dentro e non allargare, cioè la gara la fai fuori e poi vieni all'interno per la premiazione, per lo spritz, forse dobbiamo unire più le forze. Cosa dice Galtarossa? Lei che sicuramente un lavoro di condivisione, quindi il cosiddetto lavoro di squadra più ampio ancora è indispensabile, ma in tantissimi settori. Lo sport ovviamente, soprattutto quello agonistico, necessariamente si concentra su quelle che sono le sue necessità per far svolgere la manifestazione, però stiamo cominciando a vedere che ci sono, che ne so, anche banalmente iniziando da quelle che sono la cosiddetta, non so, conferenza stampa per presentare un evento sportivo. Se una volta veniva fatta all'interno del contesto del palazzetto, del campo di gara, insomma, da un po' di tempo si stanno cercando delle location diverse, sicuramente più accattivanti, più incentivanti anche per favorire poi quello che è la conoscenza dell'offerta culturale che c'è nel luogo, nella città che ospita l'evento stesso. È chiaro che organizzare uno spazio, immagino, dove si parlava di sport d'acqua, quindi con dimensioni un po' grandi, organizzare uno spazio che sia più fruibile al cittadino chiaramente richiede anche degli investimenti importanti. Allora sicuramente ne saremmo tutti contenti, diciamo che iniziando a sfruttare, immagino, anche le prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina, che quindi è un'Olimpiade dislocata su più luoghi, quindi un po' atipica, però di fatto per esempio le premiazioni verranno organizzate in un contesto culturale, si parlava dell'Arena di Verona, quindi sicuramente si sfrutta un evento che ha un impatto mediatico fortissimo, potentissimo, per far conoscere, per far apprezzare o per diffondere ancora di più delle zone, delle situazioni culturali e artistiche di cui l'Italia è ricca e di cui dobbiamo essere molto orgogliosi. È un connubio secondo me che è assolutamente da continuare a rafforzare, perché può essere vincente per entrambi gli aspetti, sia quello sportivo che quello culturale. Perché io penso che abbiamo ad esempio il Montello, io avevo un amico toscano che quando veniva a visitare, lui la prima cosa è: portami là, ma vi rendete conto di cosa avete? Mi diceva sempre Mario Sanso. E poi tutti questi posti meravigliosi a 2 passi dal centro storico che abbiamo. Penso ad esempio all'ippodromo, grazie che Mario Sanso è stato illuminato e ha capito la potenzialità, che non sono solo cavalli, ma si può fare tantissime cose, aree enormi, bellissime, ma siamo noi partiti, poi qualcuno ha capito e ci è venuto dietro, oppure ci copia, se no lo facciamo da un'altra parte, perché là c'è già la Mirella e allora andiamo da un'altra parte. Lo dico io perché è così, ricordate, sapete che io vi racconto tutto. Però Sanso ha questo equilibrio di mettere assieme tanti sport, tante realtà, tante associazioni. Non a caso il professor Ponchio mi dice sempre: ti mando Mario Sanso, perché lui è un equilibrista unico, lui va d'accordo con tutti. Prego Sanso, l'importanza, ecco, di capire che possiamo allargarci senza mettere in difficoltà, ecco, queste persone che devono viaggiare, girare, spostarsi, put intasato, put chiuso, parcheggi non ne parliamo. Prego. Sì, io la ringrazio intanto di quello che ha detto nei miei confronti, però voglio dire, ha toccato argomenti che
che va dalla cultura alla paesaggistica, tutte queste cose qua. E io vorrei sintetizzare un secondo dicendo che quando mi sono avvicinato un po' diremo alle amministrazioni comunali ancora più di 10 anni fa, il mio spirito, comunque anch'io ho ricevuto gli input, la mia, come si può dire, principale idea, la mia principale missione era quella di mettere sport e turismo assieme. Quando c'è sport e il turismo, che significa anche cultura, chiaramente, perché lo sappiamo, ma e poi messo assieme, io per esempio nel comune dove ho amministrato mi sono praticamente schizzati in alto circa il 20% in più i turisti che sono venuti in questo piccolo comune, e praticamente quell'anno lì, scusate se lo dico ma me lo ricordo bene, abbiamo avuto la più alta introito di tassa del soggiorno rispetto a altri comuni anche nostri. E pertanto la sinergia che c'è tra sport e turismo è veramente una cosa di importantissima, e uno aiuta l'altro, perché con i soldi, diremo, quello che si incassa della tassa del soggiorno, se un comune lavora bene investe sullo sport e viceversa. Allora saluto anche la dottoressa Laura Peressini, dovrebbe esserci anche la dottoressa Morena Bernardo, mi dicono, direttore sanitario a Verona. Buongiorno dottoressa, perché parliamo anche di questo male terribile che sono i tumori? Perché lo sport aiuta il movimento, aiuta la prevenzione, anche in momenti molto importanti dello sport è fondamentale per la prevenzione di questi mali terribili. Prego dottoressa e grazie di essere qui. Buongiorno, grazie dell'invito. Allora, lo buongiorno, sport, io sono invece Morena Berardo, sono la responsabile dell'associazione. La dottoressa è il nostro direttore sanitario. Noi da 40 anni ci occupiamo dell'assistenza per i malati di cancro di Verona e provincia, raccogliamo fondi proprio per riuscire ad aiutare le persone che spesso hanno un malato di cancro a casa e hanno bisogno di aiuto quasi 24 ore. Noi con quello che riusciamo a dare in più di ore riescono insomma un po' a sopperire insomma tutti gli impegni per riuscire a stare dietro a una persona insomma con questo, purtroppo con questo male. Noi oltretutto qui facciamo anche visite di prevenzione, come dicevate è molto importante. La dottoressa è il nostro direttore sanitario, nostra ginecologa, che effettua qui come prevenzione visite, pap test ed ecografie proprio per tutte le persone che ovviamente insomma tengono alla prevenzione, che sarebbe importante per tutti. Adesso lascio la parola alla dottoressa. Prego dottoressa, prego, ecco, così mi fa anche piacere sentire anche questo direttore sanitario donna, ecco, per far capire l'importanza della prevenzione anche con avvenimenti sportivi molto importanti, è là che riusciamo a captare tante persone, e questa è anche cultura della tua salute, del tuo corpo. Prego dottoressa. Sì, buongiorno, grazie. È un'occasione anche per far conoscere di più la nostra associazione. Noi ci crediamo molto, e per ora siamo in 2 ginecologhe e c'è anche un collega dermatologo, per cui c'è anche la possibilità di affrontare anche le problematiche della pelle come prevenzione. E approfitto anche di dire questa cosa, che stiamo veramente cercando tanto anche altri specialisti che possano darci una mano, perché la richiesta da parte delle persone è sempre maggiore, anche perché c'è comunque una cultura, un'attenzione alla salute, ecco, la difficoltà la sappiamo bene, il discorso della tempistica anche nella sanità pubblica, per cui spesso le persone hanno necessità, si trovano disorientate, quindi lo scopo nostro è proprio di prenderci carico anche del paziente e delle persone, ecco, che si rivolgono a noi, e quindi lo facciamo proprio con questo spirito, ecco, che un po' si rifà, a me piace dirlo, al nostro giuramento di Ippocrate. Io parlo per me che sono medico, ecco, e quindi io ci tengo molto, anche perché è un'associazione che è presente in varie sedi in tutta Italia da tanti anni. E quindi io avevo iniziato, per dire la mia esperienza, quando ero specializzanda,
nella sede di Udine, e quando mi sono trasferita qui a Verona ho subito cercato l'Humboldt perché era una realtà che avevo già visto, che funzionava bene, le persone ne avevano proprio bisogno, ecco. Allora, dottoressa Bernardo, quanto è importante, per ritornare anche allo sport, ecco, capire l'importanza di questa disciplina sportiva che tu puoi fare anche se sei una malata oncologica. Noi le abbiamo viste, queste donne in passerella, specialmente nello sport, anche nel canottaggio, ecco, che veramente trovano veramente un obiettivo importante per il loro corpo, ma per la loro salute fisica. Prego, dottoressa Bernardo. Certo, avere un obiettivo è molto molto importante e lo sport aiuta in tutti i sensi, mentalmente, fisicamente, in tante cose. Io stessa pratico sport, quindi insomma so benissimo che è molto molto importante. Già anche da bambini io li crescerei già con questa cultura, perché poi aiuta anche in futuro, ti dà proprio quella, insomma, quel motivo anche di riuscire a avere anche delle sfide con se stessi, e aiuta mentalmente, aiuta tantissimo, anche chi affronta malattie ovviamente. Lo sport è importante per tutto, io direi proprio che va a braccetto col discorso che aiuta in salute. Ha fatto bene, dottoressa Bernardo, perché sai, eravamo rimasti col messaggio: quando stai male non muoverti, stai fermo, non fare niente, mentre adesso è tutto l'incontrario, anzi più ti muovi e più guarisci. Però Sanso, quello che ha detto la dottoressa Bernardo fa riflettere. Io inizierei fin da piccolo a fargli fare queste discipline, a fargli fare movimento, io direi dall'asilo, e non dovrei essere fortunata ad avere quell'insegnante, quella maestra anche un po' sensibile, dovrei avere un professionista che mi aiuta in questo, non dalla quinta elementare ma dall'asilo. Cosa ne pensa? Riusciremo, grazie a questo avvento nuovo, aria nuovo, anche come delegati, come presidenti, capire che forse bisogna iniziare proprio da piccolini, come dice la dottoressa Bernardo, a capire l'importanza di muoversi, ma muoversi con dei professionisti, e io con tutto il rispetto che ho per le maestre, ma ci vogliono, ecco, l'attività motoria è fondamentale anche saperla fare. Prego Samson. Sì, anche ultimamente si sta discutendo appunto per far intervenire lo sport anche a livello delle scuole dell'infanzia. Questo è vero, anche se bisogna anche completare un attimino quello che è il processo, diremo, dello sport nella primaria, che non è uniforme in questo momento perché privilegia la quarta e la quinta rispetto, ecco, però si sta indubbiamente discutendo, ma al di là di questo noi dobbiamo come si può dire, cercare di convincerci che da 1 anno e mezzo a questa parte lo sport è entrato nella Costituzione e lo Stato ha detto che tutte le attività sportive servono per il benessere psicofisico e sociale e tutto di una persona. Dunque noi dobbiamo orientarci verso quel tipo di meccanismo, che significa dunque fare a qualsiasi livello attenzione all'attività sportiva, porre attenzione, e soprattutto, lo dico apertamente, da parte dei nostri politici, che occorre, significa per loro è brutto dire, come si può dire, dare dei finanziamenti in più, ma quella è la realtà, deve aiutare un attimino di più l'attività sportiva, che diremo, lo sappiamo, in Italia è gestita in maniera molto particolare. L'abbiamo sempre detto, il sistema sport in Italia è praticamente sorretto dalle associazioni sportive, cosa che andrebbe, diremo, e queste andrebbero aiutate, e perciò speriamo bene, si va in questa direzione, però è un concetto che deve passare a tutti i livelli della società civile. Allora, un'altra cosa, Sanso, molto importante, io l'altro giorno avevo Nidia Pausic con Luciana Montelattici sedute su questo sport, che sono state proprio il simbolo di Treviso per quanto riguarda la pallacanestro. Nidia ha 90 anni, avevo anche una geriatra, lo dico alle dottoresse, di Motta di Livenza, che ha fatto i complimenti a Nidia, perché ha detto: trovare una persona come lei di 90 anni che ragiona così e si muove così non
non è sempre facile, ha fatto i complimenti. E Nidia ha detto perché ho fatto tanto sport, e anche Luciana Montelattici. Perciò capite il messaggio che vogliamo dare questa mattina anche con Galtarossa, l'importanza di credere. Ma io sento parlare sempre di calcio, di basket. Mario Sanso sorride perché sa come la penso, ma io penso che ci sono questi sport meravigliosi che dovrebbero essere aiutati anche a derivare ai primi livelli, come sta facendo il calcio, il basket e il rugby. Ecco, come mai c'è questa difficoltà a trovare spazi? Mario sa a chi mi riferisco, eppure lui ce la sta mettendo tutta, questo uomo, per trovare un campo dove giocare il baseball, che l'abbiamo anche avuto ospite. Perché si fa così fatica, Galtarossa? Ma c'è solo il calcio, il rugby, il basket, e poi adesso c'è il tennis con Sinner. Sì. Io sono convinto del fatto che i risultati di vertice siano assolutamente promozionali, però il CONI non si interessa solo all'attività di alto livello. Siamo abituati a vedere magari i mondiali o le Olimpiadi ancora di più, e questo è importante perché ha un fattore trascinante quando i nostri e le nostre atlete azzurre riescono a conquistare dei risultati veramente belli. Però per arrivare a questo ci deve essere una base molto grossa. La mia opinione è che sia necessario continuare a lavorare per migliorare e perfezionare la cultura sportiva del cittadino medio. Le discipline che lei cita, quindi calcio in primis, pallacanestro, rugby, adesso il tennis, sono delle discipline che hanno un audience molto importante, che quindi sono più facilmente sulla bocca delle persone. Trovano più sponsor? Di conseguenza trovano più sponsor perché hanno più visibilità. A me piace pensare che comunque i nostri cittadini siano aperti mentalmente nel non fermarsi a queste discipline che sono bellissime, quindi io non sto demonizzando assolutamente. Certo. Io vengo dal basket, ho iniziato a fare canottaggio perché facevo basket prima, ma magari lo spieghiamo in un'altra occasione. Però lo vediamo anche alle Olimpiadi con tutte le medaglie. Le ultime 2 edizioni, da Tokyo a Parigi, l'Italia ha fatto un unplanned di risultati incredibili, dimostrando di avere una cultura trasversale sportiva, ed è l'occasione per fare aprire gli occhi alle persone. Quindi anche il nostro territorio è molto florido e molto ricco di proposte sportive. Mi aspetterei che soprattutto le famiglie, quando stimolano i propri figli e le proprie figlie a iniziare a fare sport, un'esperienza sportiva, non si limitino a fare solo quella disciplina perché magari si diventa un campione, magari dopo diventa anche ricco e famoso. Io credo che l'approccio allo sport debba avere motivazioni differenti, quello di fare un'esperienza che debba essere un'occasione, uno strumento per far crescere i nostri giovani, per diventare dei cittadini migliori, e su questo c'è, sempre secondo la mia modesta opinione, la necessità di migliorare ancora di più il rapporto che c'è con il mondo dell'istruzione, perché ancora oggi in alcuni casi qualcuno all'interno di quel mondo, quindi quello dell'istruzione, è convinto che lo sport sia un ostacolo al percorso scolastico, e non è assolutamente così, anzi molto spesso si dimostra di essere un'occasione per i giovani per imparare a ottimizzare il proprio tempo, perché altrimenti sappiamo che al giorno d'oggi le possibilità di distrarsi, di sciupare la propria giornata con attività poco utili alla propria crescita sono molte, molto facili, sono a disposizione in maniera incredibile. Lo sport è un'occasione di socializzazione, di miglioramento dell'autostima, di programmazione, di capacità di perseguire degli obiettivi. Questo senza pensare di necessariamente diventare un agonista che debba essere... Qualcuno magari è spaventato dall'ossessione del risultato, assolutamente no. Chi si occupa di fare agonismo di alto livello è veramente la punta di un iceberg che deve essere il più largo possibile alla sua base. Allora, dottoressa Peressini, cos'è che la preoccupa di più in questo momento? È un momento particolare anche per la sanità, per le famiglie, per i pazienti. Cos'è che la preoccupa, dottoressa Peressini? Ecco che sta promuovendo, anche lei ha detto aiutateci, perché ho capito il suo grido. Ecco, è un grido veramente anche di dolore in parte. Abbiamo bisogno del vostro supporto per andare avanti e per aiutare. Prego, dottoressa. Mi preoccupa il fatto, le tempistiche, le famose liste d'attesa che ci sono nel pubblico, il fatto che comunque, questo è un discorso più ampio, però che la sanità sta andando un po' verso il discorso privatizzazione
e quindi vedo che le persone hanno difficoltà a diciamo, potersi permettere delle cure e cure fatte in un certo modo, perché poi c'è tutto il discorso anche dell'ospedale, dei turni lavorativi a cui sono sottoposti i colleghi. Anch'io stessa lavoravo in ospedale, per cui so bene di cosa parlo, e quindi è tutto un po' il contesto, nel senso che mi piacerebbe che ci fosse più spazio, ma anche semplicemente che si riducessero in qualche modo, ma non saprei come, queste famose liste d'attesa, e che tutte le persone potessero avvicinarsi alla prevenzione in tempi anche più consoni, ecco, più rapidi, perché comunque l'incidenza di alcune patologie, non so, mi viene a pensare all'aspetto dei tumori, è comunque sempre in aumento, quindi anche i programmi di screening vedo che funzionano, però sono pochi per la richiesta, ecco. Eppure, dottoressa, questi medici si trovano nel privato, è là che ce la giochiamo. Ci sono o non ci sono? Se pago ci sono, se non pago non ci sono, e vado nella lista d'attesa. Anche qua dovremmo far capire agli addetti ai lavori che forse bisogna cambiare il registro. Abbiamo una popolazione che diventa sempre più diversamente giovani, come li chiamo io, con tante patologie, tanti problemi, però non abbiamo personale, così almeno dicono. Ecco, sentiamo, dottoressa Bernardo, lei cosa dice? Ecco, cosa si potrebbe fare? Perché i numeri stanno aumentando sempre di più, l'avete detto anche voi, i tumori specialmente, prego. Sono d'accordo con la dottoressa, in effetti le liste sono tantissime. Chi si rivolge a noi spesso ci chiedono appuntamenti per delle visite ginecologiche che a volte, in tutta onestà, anche nel privato ci sono tempi veramente lunghi. Adesso è difficile capire se sono gli ospedali che gestiscono questo e i medici hanno un tot di ore da poter fare in privato e un tot in ospedale. È difficile, lì dovrebbe essere, diciamo, lo Stato che gestisse la cosa in maniera diversa, proprio per aiutare le persone, come dice lei, diversamente giovani, che sono tanti, e riuscire insomma ad agevolarli. Anche gli appuntamenti online, adesso è tutto online, tante persone anziane si rivolgono a noi perché ovviamente non sanno usare il computer o hanno problemi. È veramente un periodo un po', diciamo, difficoltoso in quel senso. Ci dovrebbero essere più realtà come noi, infatti anche la dottoressa diceva che anche noi cerchiamo dei colleghi specialisti che possono dedicarci delle ore per fare visite di prevenzione. Questo vuol dire che non è che si fanno interventi, è giusto intanto una visita di controllo proprio come prevenzione. Però purtroppo è difficile, sempre più difficile, poi il Covid, diciamo, non ha aiutato per niente, anzi ha peggiorato, diciamo, la situazione, e quindi siamo sempre alla ricerca di persone, di medici specialisti che ci possono aiutare in questo senso, perché noi come associazione ce la mettiamo tutta grazie anche alle persone che ci sostengono da oltre 40 anni, ci siamo. Quindi insomma ci teniamo in questo senso, però è difficile riuscire a capire dove nasce questo problema. Perché vede, dottoressa Bernardo, siamo in tanti e siamo troppo divisi. Ecco, se invece iniziassimo anche noi a fare più squadra tra di noi, aiutarci tra di noi, non è detto che forse non faremo dei passi avanti, ma qualcuno purtroppo vuole il re, la regina e i principini. Ecco, e questo non va assolutamente bene, perché invece stanno nascendo sempre di più associazioni di volontariato, e questo è un orgoglio che io dico e veramente ammiro, per far capire associazione, in effetti questa associazione Anvolt che voi questa mattina pubblicizzate di Verona è un'altra associazione importantissima che se Mirella non le invitava nemmeno voi sapevamo magari che c'era. Capite quanto importante è iniziare, ecco, come fa Mirella, a invitare, a parlarsi, a capire, a confrontarsi, mondo dello sport, mondo della salute, perché poi è il filo di Arianna, congiunge sempre tutto alla fine. Questo. Allora Mario Sanso, siamo in chiusura, come ci saluti? Intanto oggi, un anno fa esattamente, abbiamo fatto quel convegno che era Sport e Benessere, in cui non a caso all'ippodromo è stato previsto allora il 22, un anno fa. Un anno fa, pensate. No, diciamo che come è stato accennato e tutto, noi a livello
come sport cerchiamo sempre di indirizzare adesso le associazioni a integrarsi sempre più con le altre associazioni e dunque entrare in maniera diretta nell'aspetto sociale nella società e tutto. E abbiamo l'esempio anche col villaggio delle associazioni che lei sta... Li proporremo dal 10 al 13 luglio al Parco del Sile a Silea. E appunto per questo, per trovare queste sinergie anche con le altre associazioni. E non a caso stiamo anche vedendo che alcune associazioni sportive stiamo valutando, e così molte lo hanno anche già fatto, di diventare nello stesso momento, oltre che per seguire lo sport, anche un'impresa sociale. Sono imprese sociali in modo tale da veramente abbracciare tutto lo sport, diremo, all'interno in quello che è la società civile. Sentiamo come ci saluta anche Rossano Galtarossa, questo campione olimpionico che dal basket è passato al canottaggio. La inviteremo ancora, così spiegherà il perché. Prego. L'attuale giunta del CONI Veneto si è insediata da poco più di un mese, quindi quello che posso dire è che sicuramente continueremo a lavorare tutti assieme, insieme chiaramente anche con i delegati del territorio, per promuovere lo sport a 360 gradi, con la consapevolezza che debba essere un lavoro sinergico sia con il mondo dell'istruzione che con il mondo della cultura, e assolutamente consapevoli che un pizzichino di aiuto anche al mondo della salute forse potremo darlo, siamo convinti di poterlo fare. Grazie anche a Rossano Galtarossa. Sentiamo come ci saluta la dottoressa Morena Bernardo. Prego dottoressa. Io spero insomma che questo messaggio che abbiamo dato oggi grazie al vostro invito arrivi a tante persone, proprio per, come dicevate voi, che sport e salute anche secondo me vanno veramente insieme e bisognerebbe comunicare per riuscire a far funzionare bene tutto. Sentiamo io vi ringrazio come ci saluta anche la dottoressa Laura Teresini di poter parlare della nostra associazione. Dottoressa Teresini, come ci saluta? Vi ringrazio dell'opportunità e mi piace sottolineare la parola la persona come al centro di tutte le nostre intenzioni, che sia sport, che sia salute, ecco, proprio come elemento fondamentale la persona, ecco. Magari il prossimo Sport e Benessere inviteremo anche questa associazione Sanso, questa associazione Anvolt di Verona, perché dobbiamo mettere assieme più energie per fare una bella sinergia tra il mondo dello sport e il mondo della sanità, che vuol dire benessere a tutto campo. Grazie ai miei ospiti. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Grazie mille. Salve a tutti voi, oggi vi presentiamo una delle basi della pasticceria, la pasta frolla. Noi vi diamo le dosi per circa 3 tortiere del diametro di 26 cm. Chiaramente se ne volete fare una sola riducete l'impasto. Allora lavoreremo con 1 chilo di farina 00 che poggeremo sulla spianatoia ed apriremo fontana, 400 g di zucchero semolato e circa 10-11 tuorli d'uovo a seconda di quanto ne assorbe il composto. Inoltre useremo parecchio burro, circa 600 g per 1 chilo di farina. Burro che avremo in precedenza tolto dal frigorifero e lasciato ammorbidire a temperatura ambiente. Iniziamo con impastare leggermente il burro con lo zucchero in modo da creare un piccolo panetto, dopodiché aggiungeremo i nostri tuorli d'uovo, andremo a ricoprire il tutto con la farina e impasteremo molto velocemente senza lavorare troppo la pasta frolla, perché la pasta frolla più viene lavorata e peggiore risulta. Copriamo con la farina e iniziamo impastando al centro e usando i palmi delle mani in modo da non scaldare troppo il burro e ottenere un composto omogeneo.
Abbiamo quasi terminato di impastare dopo alcuni minuti. Ecco, a questo punto, se vogliamo insaporire la pasta frolla con qualche spezia, possiamo aggiungere o un pizzico di cannella in polvere oppure anche della farina di mandorle a seconda della crostata o del dolcetto o del biscotto che poi andremo a fare. Noi in questo momento la teniamo neutrale. Terminiamo l'impasto e poi la lasciamo in frigorifero una mezz'oretta a riposarsi in modo che il burro riprenda solidità e non avremo problemi a stenderla con il mattarello. Ecco, come potete vedere abbiamo ottenuto il panetto di pasta frolla che lasceremo in frigorifero per una mezz'oretta affinché il burro si solidifichi e poi potremo ottenere delle crostatine, dei biscottini come quelli che vedete e saranno argomenti che tratteremo in alcune delle prossime puntate. Se avete piacere di approfondire qualche argomento, telefonateci oppure mandateci un'email alla nostra redazione, la quale sarà ben lieta di accogliere i vostri consigli e con questo vi auguro una buona giornata.